muoversi, perché io faccio fatica se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono ombretta, sono io, non è cambiato niente. Perché ti metti il fazzoletto? Ombretta, perché ti metti il fazzoletto? Meno male che ti faccio sorridere. Vai, Allora, ombretta no, cara. sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore è stato quando ho perso i capelli al terzo ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla è... E siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta. In realtà i capelli sotto ci sono anche perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie e i capelli crescono. Solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come una ripartenza, perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono ricrescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho ragione io, che bella che sei. Beh, sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta, Ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere. Guarda, sei emozionata anche sì. Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi. Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, sei perché... guarda, ma guarda, no che voglio farti un bel sbaglio, Maella. No, non no. voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu. Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Valle di lacrime questa mattina a Sveglia Veneti, partiamo con le lacrime, perché capite che io devo commuovere, devo intrigare, devo far capire che c'è un'altra realtà, che queste persone psicologicamente a terra mica facile, che io incontro purtroppo non hanno i riferimenti. Abbiamo il mondo e non abbiamo niente perché non sanno, non conoscono, nessuno le ha dato dei numeri. Io le ho incontrate anche questa settimana, queste donne. Ma allora, quando io dico che siamo in tanti e poi un pugno di mosche perché non ci conoscono, dico la verità, allora intanto parto dalla nostra Ombretta Frezza, un grande abbraccio. Wow, Ombretta, guardatela Ombretta. Wow, ma che contenta che sono di vederti, Ombretta, ma che contenta che sono. Guarda, è un'emozione che mi dai, sai, Ombretta, perché saranno le tue parole, la tua forza, anche nel gesto. Qualcuno mi ha criticato perché gli ha detto ma perché l'hai obbligata a fare questo? No, io non l'ho obbligata, io le ho detto che per me doveva togliersi questo, ma era lei alla fine che doveva decidere. E ne parleremo questa mattina, Ombretta, con Stefania Tosato. Non so se tu la conosci, la conosci? No. Ecco qua che cade il pero. Perfetto. Allora, presentati Stefania Tosato, consulente di bellezza e tecnica tricologa. Andiamo a sentire chi è Stefania Tosato. Buongiorno intanto a tutti, buongiorno Ombretta. Sono partita a piangere grazie al video, alla registrazione che ho visto del togliere il foulard. E io sono una consulente di bellezza, una tecnica tricologa, comunemente magari partita dall'essere parrucchiera, ma che questo aiutare le persone a vedersi più belle mi ha portato a conoscere tante persone che purtroppo devono affrontare il percorso della chemio e un po' nel 2018, avendo fatto un percorso per aiutare l'ospedale ad avere dei caschetti refrigeranti per evitare di perdere i capelli, poi qui, non so, mi hanno portato un sacco di persone ad aiutarle e a vedersi belle lo stesso, perché la bellezza aiuta anche a guarire. E quindi a dar la forza per guarire, e sono convinta di questo,
come ho visto nell'intervista, nella registrazione, lei stessa ha detto: per me i capelli sono importanti, no? E io lavoro su questo. E se uno ha la possibilità di fare il caschetto refrigerante, che poi magari spiegheremo, Mirella, dove ci sono e a cosa servono, aiuta molto, ma bisogna aiutare anche chi non ha la possibilità, perché non tutte possono farlo, perché è difficile farlo, no? Stiamo con la testa al freddo per tutto il tempo della chemio, 2 ore in più a 4 gradi centigradi, quindi insomma è freddo. Quante volte? Tutte le chemio, tutte le ore della chemio, più 2 ore, quindi 1 ora prima e 1 ora dopo. E sei con la testa bagnata e a 3-4 gradi. Quindi non tutte possono farlo, perché chi ha l'emicrania non può farlo, chi insomma soffre di sinusite non può farlo, cioè è difficile farlo. Non tutti possono fare questo caschetto. Allora, cosa ne pensi, Ombretta Frezza, tu che stai cercando di fare questi percorsi ma con una grinta incredibile, piangi, ma c'è la guerriera dentro Ombretta Frezza, c'è una guerriera che dice devo farcela. Mirella mi dice di togliere il foulard, quasi quasi ha ragione, forse è proprio il momento giusto, magari che posso anche toglierlo, e lei mi dà questa forza in più per toglierlo, ma non sono pentita, perché vedo Ombretta in un'altra maniera. Ecco, cosa vuoi dire, Ombretta Frezza, ai tanti telespettatori e telespettatrici che ti ascoltano, ma soprattutto il messaggio che devi dare a queste donne che io ho incontrato, che non conoscono, non sanno, ecco, fanno fatica, hanno paura, poi con questi mariti o compagni che quando loro cercano anche magari di vedere questa pelata, loro non è che siano molto d'accordo, perché dobbiamo anche dire qual è la verità, che molte donne continuano a tenere questo, l'abbiamo sentito anche in diretta, ti ricordi Ombretta che c'era questo signore assieme a un'altra mamma che diceva ma tutto sommato è meglio se vuole metterlo che se lo tenga e basta. Prego Ombretta. No, io allora intanto grazie ancora dell'invito anche per questa mattina, bellissima sorpresa dopo una settimana sempre in degli hospital, quindi un raggio di sole finalmente stamattina, niente di allarmante, solo banali cure, così, routine. E sì, adesso che mi fate presente riconduco tutto a Stefania Tosato, sì, l'avevo sentita nominare, non avevo collegato bene nome e cognome, e so dei caschetti refrigeranti che però a me non sono stati proposti, perché per il tipo di chemio che devo fare io non erano previsti, anche perché io ho dovuto fare anche una chemio di 24 ore, quindi in ricovero, insomma è stata una cosa un po' complessa. E sul discorso della famosa cuffietta devo dire che quello è stato come togliere un cerotto. Un cerotto che in realtà era da tanto tempo che volevo togliere, e da quel momento in poi sono andata molto fiera e mi sono vista bella. Improvvisamente ho ricominciato a vedere me stessa, e guarda, proprio adesso in occasione dell'ultimo ricovero che ho fatto, fatalità in agosto, perché sto facendo un nuovo farmaco e l'iter prevede che la prima infusione vada fatta in ricovero per tenere un po' sotto controllo i parametri, niente di che, è stata una cosa molto veloce. Con me in camera c'era un'altra mia coetanea, un'altra ragazza, mettiamola così, e lei aveva questo terrore di perdere i capelli, no? E li tiene, l'ho vista anche l'altro giorno, li tiene legati con una pinza. Io gli ho detto lasciali andare, perché poi vengono più belli di prima, e soprattutto, non lo so, poi sono una ripartenza, e comunque anche senza capelli c'è chi ti amava prima, chi ti voleva prima, chi ti stava accanto prima, ti sta accanto anche con o senza capelli. Non è il capello che fa la differenza. Poi non capisco, scusa, perché un uomo deve essere un gran figo, scusami la parola, senza capelli, una donna deve essere... Cos'è? Che bella sta frase che ha detto. Ma perché questo uomo deve essere un gran figo, in qualsiasi maniera si metta, e noi guai se invece con i problemi che abbiamo riusciamo invece a far capire che anche noi siamo delle gran
fighe, posso dirlo? Esatto. Poi io l'ho detto lo stesso, perché al femminile è così e bisogna dirlo così. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vedo con piacere Ombretta che si ritornava con il sorriso nelle labbra. Sono contento per i capelli che le sue sia una Ombretta, però era da ricordarsi, era anche una persona intelligente, se intende le arti. I capelli non serve niente, i capelli serve per fare il pennello particolare, dopo che vuole il cervello, non i capelli. E stai attento Ombretta. Mi fa molto piacere vedere col sorriso intanto e adesso è buona strada e va avanti così e si ricorda che nasciamo noi senza capelli, senza niente, gli uomini bei o le donne bei di quel che hai a grana e che sei le ore, perché da norma tutti gli uomini brutti scalfarotti gai più bei donne perché è il denaro un facile che è un bell'uomo che sposa un'opera non è vero niente. Devo i soldi per andare avanti e la salute. Ringraziamo il Signore che ne ha dato, perché prima ne regala vita e dopo ne regala morte. Dunque avremo tutti da sulla terra e ora avremo la gode di tutto quello che ne viene. E avremo di cercare di recuperarlo. Tanto non cambia niente, cade mica tanto un anno, cade che ne vado a vendere. Ma per piaceria, a non vendere neanche a uno. Perché mi dispiace andare dal bandiere, buttarli via. E cosa vuol dire? È bellissima tirare là dentro, sentirte, quando che ti senti in pace col tuo corpo. Mi non so grande, su 1,72 m, però quando hai un bar in giro è quella idea. E più bei ragazzi mi cuccavo me. Ma che vuole anche un certo modo di fare e accettare e agire per quello che si sa. Adesso so vecchio, è roba che facevo una volta a miei sogni, non posso più farle. Però sono contento lo stesso e la vita è sempre bella. I vigili di Venezia, taccai un ciodo, ma qua è giusto. Grazie Rinaldo, grazie, ti ringrazio anche per le parole, ecco veramente ci fai sorridere, fa piacere, ecco questo uomo sempre presente ma sempre con una carica importante. Allora andiamo a vedere anche questo video di Stefania Tosato, Video Donne, poi commentiamo. Nel mio percorso oncologico mi sono ripromessa di essere sempre soddisfatta quando mi guardo allo specchio, non uscire mai di casa se non sono a posto dei capelli, in ordine perlomeno, un filo di rossetto e un filo di rímel. Questo lo consiglio a tutte, per piacersi e per accettarsi. A trattamento finito mi vedo bene, mi sento bella, ho scurito i capelli di diversi toni dal mio precedente. Adesso proverò questo nuovo colore a mantenerlo, insomma, il tempo. Vorrei che il cambiamento anche nel mio look e nei miei capelli trasmettesse quello che è stato il mio percorso in questi anni e che mi ha permesso di acquisire sicurezza, di imparare a volermi bene e di vivere con più gioia. E questo è il percorso che auguro a tutte quelle che devono affrontare questo tipo di malattia. Sono molto contenta di questo cambiamento, credo che il colore, il taglio, i capelli un pochino così più sbarazzini rispecchino un pochino come mi sento io adesso, quindi mi sento bella e sono proprio contenta. Ho iniziato questo percorso sempre con positività,
mai pensando a cose brutte, però è ovvio che ti abbatte perché ti vedi diversa e questa cosa qua ti fa stare un po' a disagio. Quando ero più giovane io facevo sfilate e questa cosa mi dava tantissima gioia e tantissima carica. Quando ho incontrato le donne che hanno avuto il mio stesso problema, che fanno le sfilate proprio per supportarsi a vicenda, per dimostrare che tu puoi ancora essere bella, puoi ancora contare sulla tua femminilità, io sono tornata a fare quello che facevo quando avevo 21-22 anni e mi ha dato una spezzata di energia che mi ha fatto tornare a rinascere e a me dà una gioia immensa questa cosa qua. Io penso che sia la medicina migliore. Fare questi cambiamenti, piccoli o grandi, a seconda di quello che si sente una persona, anche questo vuol dire volersi bene. Fai qualcosa per te stessa ed è vitale, per quanto mi riguarda è di vitale importanza mettere sempre al primo posto se stessi, e per noi donne in questo caso quando fai qualcosa per il tuo lato estetico riesci ad avere anche più fiducia in te stessa con un piccolo rinnovamento, con un piccolo cambiamento, e questo fa molto bene a quello che donne come me hanno passato e torni un po' a rinascere in pratica. Ho scelto Stefania perché mi sono sentita accolta, mi è piaciuto il calore che ho trovato nel suo salone e l'attenzione che hanno riservato a me dopo un periodo particolare della mia vita. Si è messa nei miei panni e ha percepito le criticità piuttosto che le paure che avevo anche solamente nel rivolgermi a un salone di parrucchiera, e ha saputo coccolarmi e mi ha trattato in modo personalizzato. Dopo il trattamento mi sento sicuramente più sicura di me stessa e più serena. Direi che acquisto anche un po' di autostima e di fiducia. Può solamente dirvi di essere voi stessi, perché noi malate oncologiche abbiamo già la forza che ci serve per affrontare questo brutto momento, e voi dovete solamente darci la bellezza che già noi abbiamo internamente, ma quella che ci serve per vederci esteticamente più in forma, ecco. Una malata oncologica deve assolutissimamente farsi aiutare nell'estetica, quindi il fatto di truccarsi, il fatto di pettinarsi, di farsi pettinare e di vedersi comunque bella è molto importante. È stata proprio una bella avventura il fatto di vedere queste persone sorridere e sentirsi veramente belle, grazie a me, grazie al mio studio, grazie a Picromia. È una cosa indescrivibile vedere le persone proprio che gioiscono dopo un look perfetto per loro. Consiglio a tutti i miei colleghi di informarsi, di accompagnare queste persone per un piacevole cammino, anche se è difficile, duro, ma accompagnato sempre dalla bellezza. Eppure lassù qualcuno ci ama. Indovinate chi ha preso la linea? Buongiorno. Ciao Sandra cara, guarda, intanto grazie, veramente grazie per questa telefonata importante, perché adesso spiegheremo cosa ha fatto Sandra quando ha conosciuto Stefania Tosato, e lo diciamo anche a Ombretta. Vai Sandra. Io volevo solo, è emozionante, guardami, ho il groppo in gola, vedere queste creature bellissime,
bellissime, con dei capelli, no, belli, invidio i loro capelli, perché sono di una bellezza allucinante. Io, guarda, ho le lacrime, perché, Mirella, vedere questo ritorno alla vita, ritorno a quello che è il sociale, perché quando si ha qualcosa che non va bene, che sia malattie, che siano problemi in famiglia, qualsiasi cosa che succeda, e ce ne sono tante, Mirella, te lo dico, perché io sono una che si confidano e io sono sempre disposta a essere pronta ad ascoltare, che sia la giovane, che sia la signora anziana. Io sono anziana, però questo è un fatto mio, personale, però io ho le lacrime vedere queste persone che hanno un ritorno alla vita, un ritorno, sono bellissime, bellissime, non dico altro. Io, guarda, do un abbraccio a tutte quante. Ferma Sandra, ferma, perché Stefania vuole ringraziarti, perché Sandra ha regalato 2 parrucche, lo diciamo a chi non lo sa. Ecco, cosa vuoi dire, Stefania, alla nostra Sandra? Sandra, intanto non è l'unica a avere le lacrime, io da quando ho iniziato la trasmissione che sono commossa. Comunque grazie mille Sandra, io ho ricevuto le parrucche e le sto usando per aiutare le persone a capire che anche se devono rasarsi i capelli prima che succeda che cadono i capelli dopo la terza chemio, diciamo, anticipare questo passaggio e scegliere prima la parrucca, perché questo aiuta a superare. Quindi io sto usando queste parrucche per dare un aiuto alle persone, poi magari non tengono quella, vanno a prenderne una, magari, non so, a loro piacimento o così, però intanto gli sto dimostrando che è importante prevenire quel passaggio, il passaggio di perdere i capelli, vedere i capelli sul cuscino, non spazzolare i capelli. Quello è uno shock più grande di rimanere senza. Bisogna assolutamente rasarli appena dopo la seconda, o direi anche il giorno prima della seconda chemio. È importantissimo questo, perché vedere i capelli sul cuscino è un trauma e quindi quelle parrucche mi stanno servendo per questo. Grazie mille che me li ha donate. Sandra, come vuoi chiudere? Io ringrazio per le parole. Io sono anche un po' timida in queste cose, non voglio far vedere, però l'ho fatto e, come avevo già accennato al suo tempo, ho una parrucca di capelli veri, bellissima, che è da qualche parte in casa. Appena la trovo la faccio come ho fatto con le altre, mettere in piega e ve la mando, perché io è là, spero sempre che sia utile, come ha detto adesso la Betty, che i capelli che cadono è veramente un trauma. Solo nel cambio di stagione che vedi che perdi dei capelli e devi fare delle cure specifiche, perché è naturale, le castagne, l'uva, però penso al malessere, al dolore immenso che hanno queste signore. Grazie Sandra, devo correre perché capisci. Grazie veramente, un abbraccio. Allora, Ombretta, dopo le telefonate, il video, quello che ha detto la nostra Stefania, avete sentito che Sandra la chiama già Betty perché è già diventata un'amica, anche se non si sono mai conosciute, perché funziona così la squadra, si fa squadra così. Anch'io ho una grande famiglia e mi dicono: sai Mirella, come io non l'ho neanche mai visti, però loro, ecco, io so tutto di loro. Allora, cosa vuoi dire, Ombretta? Allora, mi sono molto ritrovata nel video, perché io, ad esempio, quando devo andare in sala terapie, quando ho fatto le chemio, non quelle diciamo da ricovero, ma quelle in degli hospital, oppure anche in questi giorni che andavo a fare un antibiotico, niente di che, o anche solo quando vado a fare le visite, io non vado mai struccata, vado sempre vestita bene, come se andassi a lavorare, come se uscissi con un'amica, con gli amici, sempre truccata, sempre a posto, con cura, perché secondo me trascurarsi non ha senso, fa solo male. Secondo me si alimenta la malattia, non va bene, bisogna combatterla anche con la bellezza, e io
dico sempre, no, che la bellezza ci aiuta, ed è vero, nel senso poi ognuno con quello che può, con quello che fa, ma sì. E poi è vero anche il discorso adesso che dicevano di quando cominci a trovarti i capelli sul cuscino, o peggio ancora di quando li spazzoli, che come dicevo anche precedentemente nell'altra puntata, ti vengono via sulla spazzola. Sì, è traumatico. In effetti a me in ospedale sia le infermiere che le OSS mi continuavano a dire dai che li rasiamo, e io invece li tenevo, mi ero fatta perfino dare una cuffietta di quelle che usano in cucina per tenerli, trattenerli, per non lasciarli andare, quindi era diventata un po' una sorta di ossessione la paura di perdere i capelli. Invece è vero, bisognerebbe lasciarli andare prima, in modo che così tu fai le tue chemio, sei a posto e poi ricrescono subito, perché è vero, fatta l'ultima chemio cominci a vedere i piccoli bulbini che vengono fuori e via, insomma. Quindi sì, io ringrazio che ci siano persone come Stefania che sanno ridare bellezza anche laddove dove a volte vorresti un po' lasciarti andare, no? Perché è normale, anche perché diciamolo chiaro, la chemioterapia non è prendere acqua fresca, sono farmaci tanto pesanti che fanno star molto male, possono avere 1000 effetti collaterali diversi. Io ho avuto addirittura con la prima chemio, ho rischiato anche di morire, quindi insomma, cioè, non è che proprio sia andata leggera la prima volta, non mi sono fatta mancare nulla, però insomma anche quando poi siamo andati via lisci, però sono stata male, quindi diciamo c'è un abbruttimento in te interiore, perché il male si scatena e il farmaco si scatena contro il male, ma soprattutto c'è anche un abbruttimento esteriore, cioè ti guardi allo specchio, ti vedi, non ti riconosci più, quindi nel momento in cui cominci a stare un pochino meglio o tra una chemia e l'altra, sì, è giusto riprendere un po'. Ombretta, io vorrei fare 2 domande, una a te e una a Stefania. Allora, quella che vorrei rivolgere a te è questa. Non pensi che forse è il momento di capire chi siamo, cosa vogliamo e cosa facciamo? Chi sono io in questo momento che mi ammalo, che ho un problema? A chi mi posso rivolgere per essere aiutata? Dove sono i punti di riferimento nel momento che esco dall'ospedale? Perché là so anch'io che sono coccolata, curata, supportata, ma è quando esco che io devo trovare il supporto che non ho, specialmente se magari ho anche un marito deficiente, lo dico io, che non ho un compagno che non riesce a capire la gravità a livello psicologico, e magari, come hanno detto gli ospiti che ho avuto, qualche ospite, non tutte per fortuna, ma qualche, mio marito mi ha lasciato nel momento che mi sono ammalata, pensate. Oppure il mio marito si comporta in maniera brutale nei miei confronti nonostante sa di cosa sto soffrendo. Secondo te, Ombretta, nonostante tutte queste associazioni, noi ci siamo, noi facciamo, noi abbiamo, c'è questa informazione che avete per essere supportati in caso che qualcuno non abbia una famiglia che veramente capisce l'importanza e supporta? Prego, no. Ombretta. Allora, sì, siamo informate su tutti i gruppi vari ed eventuali di sostegno. Io devo dire la verità che ho trovato, ad esempio in AIL, l'Associazione Italiana Leucemia, Linfomi, contro i linfomi, mielomi e leucemia, ho trovato un grosso supporto, devo dire la verità, e li ringrazio tutti, in particolare Andreina, che mi viene spesso a prendere per portarmi in degli hospital. Però sì, però poi è vero, tu esci dall'ospedale dove lì, io dico sempre una seconda famiglia, perché e fuori devi essere un po' orientato e un po' fortunato. Io devo dire la verità, lo sono, perché ho una famiglia molto forte e un gruppo di amici che non mi lasciano mai in pace praticamente, nel senso che sono sempre lì Solo che quando hai momenti di cedimento psicologico, ecco, lì arriva il bello, perché in sala terapie c'è un foglio con scritto che se hai bisogno c'è un supporto psicologico. Io onestamente lo dico senza vergognarmi, perché poi c'è anche questo tabù, Mirella, della gente che si vergogna a dire che ha un supporto psicologico.
Io ho una psicoterapeuta che mi segue, non dell'ospedale, la dottoressa Silvia Bianchini di Treviso, che ormai è diventata un po' io chiamo un po' il mio braccio destro, insomma. Diciamo che tra lei e la mia ematologa sono le mie due, siamo come le Charlie's Angel praticamente, tutte e tre insieme, perché lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo, quindi io mi sento abbastanza protetta. Avrei voglia di partecipare di più invece alle attività come le sfilate. Mi era stato chiesto da Petra De Zanetta, ad esempio, sabato scorso di presentare la sfilata della Notte in Bianco a Silea, ma io ero in piena infezione, quindi ero stanchissima e non sono potuta andare. Ecco, mi piacerebbe avere più energie e più forze un domani per poter essere più parte attiva in questo, quello sì. Però bisogna un po' si viaggia un po' anche alla cieca, devo dire la verità, però ci sono queste associazioni, ci sono tanti posti dove poter comunque andare ad appoggiarsi. Poi quella dei mariti, compagni, io posso dirla, ho avuto la fortuna che mi ha mollato 2 mesi prima della diagnosi quella volta, quindi sono serena. Grazie veramente Ombretta per quello che hai detto, Ombretta Frezza, perché bisogna iniziare a parlare di queste cose. Io non posso incontrare persone, donne che non hanno riferimento perché non conoscono, non è possibile. Allora vedremo magari di unire le forze, Ombretta, anche con Stefania, di vedere se riusciremo a uscire dai canoni tradizionali e dare anche noi un messaggio. Io lo sto facendo con voi anche questa mattina e con altre mattine, però è molto importante. E adesso andiamo in pubblicità e poi faremo la domanda alla Stefania Tosato. Pubblicità. Siamo con Stefania Tosato, consulente di bellezza e tecnica tricologa, assieme a Ombretta Frezza, critica e storica dell'arte. Poi ti farò una bellissima domanda a mio avviso, voglio proprio sapere come storica dell'arte cosa ne pensi. Ma adesso andiamo da Stefania Tosato perché c'è qualcosa che non mi torna. Vabbè, io ho la fortuna di avere una marea di capelli, cioè tra peli e capelli potrei aprire un banchetto Però io dico, ma perché queste donne che hanno questo problema, che o la malattia o la alopecia, poi ci sono anche altre cose, non vengono attirate dalla parrucca? Eppure ci sono delle parrucche fantastiche, noi vediamo le grandi star, una volta tutti portavano la parrucca nella storia, gli uomini, le donne, parrucche, chi ha i capelli mette la parrucca, chi non li ha e potrebbe mettere la parrucca perché veramente non ti accorgi, perché ce ne sono di bellissime, naturalmente consigliate a mio avviso, sennò anche noi facciamo disastri, non le mettono. Come mai secondo te? Cioè chi ha i capelli mette la parrucca, chi non li ha non vuole la parrucca, non l'accetta. Ma poi vorrei sentire anche Ombretta. Dimmi Stefania, allora, come mai? Secondo me è un problema più che di accettare di perdere i capelli e quindi usare un accessorio, perché è un accessorio come può essere una collana, è un accessorio la parrucca. Una volta negli anni 60 era usata come accessorio, no? Adesso non è vista più bene perché si usa solo quando si ha un problema, che potrebbe essere appunto chi fa la chemio e quindi è la malattia che crea il problema del mettere la parrucca e nel perdere i capelli. E c'è anche chi soffre di alopecia totale e sono tantissime persone che soffrono di questo, e quindi senza sopracciglia, senza ciglia, senza capelli, e alcune volte proprio lo usano. Loro hanno imparato, la maggior parte, proprio usare la parrucca come accessorio. E i capelli, da che mondo è mondo, sono sempre considerati come una cosa importante nella sfera sociale. E quindi anche nella storia vediamo che appunto la regina più altolocata era, più importante era, più aveva la conciatura alta, no? E quindi anche le statue, adesso che abbiamo una storica qua, una storia d'arte qui, può confermare che nelle statue tante volte il dettaglio nei capelli e addirittura sono anche quasi senza occhi, diciamo. Quindi i capelli sono sempre stati molto importanti nella storia.
Quindi il mettere la parrucca, quindi coprire i capelli che hai, può anche andare bene, ma sostituire i capelli che non hai è diverso. È diverso, è proprio la malattia, no, che ti fa sentire male. Sentiamo cosa ne pensa Ombretta Frezza, poi ti faccio un'altra domanda. Prego Ombretta. Allora, sì, io avevo valutato la parrucca, in effetti. È che è stato tutto molto veloce in realtà, perché io ho finito l'ultima chemio a febbraio, poi sono uscita dall'ospedale a fine febbraio e vabbè, ero senza capelli, ormai insomma vabbè, mi ero fatta rasare dalla mia parrucchiera e bene così. Poi avevo valutato, avevo anche già messo in campo le amiche, ho detto dai andiamo tutte insieme, ci divertiamo. Io l'avevo messa giù un po' come un gioco in realtà, io la volevo la parrucca. Poi è successo che sono stata ricoverata un'altra volta per un altro problema, fatalità, mentre ero in quel ricovero i capelli hanno cominciato a crescere. Quindi poi ho cominciato a fare i primi caldi, queste cose qua, e ho valutato, ho detto ma no, la parrucca poi col caldo mi farà sudare. I capelli sono cresciuti improvvisamente tantissimo, più di quanto io mi aspettassi, quindi diciamo così è un po' scemata la cosa. Però l'avrei usata perché ho visto, mi ero anche informata, avevo visto, e volevo cambiare pettinatura comunque, volevo prendere qualcosa di diverso rispetto alla pettinatura che avevo prima, anche con il colore, quindi proprio l'avrei vista come una rivoluzione, ecco. Un gioco, proprio. Un gioco. Senti Ombretta Frezza, la domanda che volevo farti, proprio come storica dell'arte, cosa ne pensi di giornali, televisioni, talk, tutti impegnati sull'ex ministro della cultura, su questo gossip, su queste nomine a persone che veramente non c'entrano niente con la cultura, ma fanno parte dei soliti cerchi magici, perciò basta che sei là e in qualche posto ti inserisco dove proprio non c'entri niente. Ecco, tu come storica dell'arte, come vedi quei problemi invece che abbiamo anche nella cultura, ecco, con queste meraviglie in questo paese meraviglioso che abbiamo la fortuna di vivere, dove respiri cultura da tutte le parti, arte da tutte le parti, sempre tutto chiuso, a pagamento. Ecco, cosa vuoi dire? Come stai vivendo questa storia? Perché veramente comincia anche a staccarmi, una visibilità incredibile su una cosa che a noi proprio non interessa niente. Alla politica interesserà, per carità, ma la gente normale, quella che va a lavorare tutti i giorni, che si fa un mazzo così, a vedere che magari i propri soldi qualcuno li sfrutta in maniera talmente distorta, squallida e vergognosa. Cosa ne pensi, Ombretta? Ne penso che appunto noi ci facciamo il cosiddetto mazzo e poi sono sempre i soliti noti, diciamo così, che arrivano sempre dalle stesse parti. Mi sembra di aver capito ormai anche con questa ennesima storia. Poi hanno trasformato veramente, questa cosa è un gossip ormai, si parla solo di questo. San Giuliano secondo me era partito anche bene perché ad esempio con Pompei aveva aperto alcune parti che ancora aveva collaborato bene anche col direttore di Pompei, c'erano anche secondo me dei bei progetti, però se poi non ci sono le basi sotto crolla il castello, no? Quindi e del nuovo ministro meglio che non mi esprima perché non lo so, io speravo in qualcun altro sinceramente perché ci vuole tanta competenza perché sai cos'è Mirella? Che in questo paese dicono ma tanto è la cultura, è l'arte, no? E veniamo sempre considerati, almeno noi del settore, io la percepisco come cosa, sempre un pochino un settore di serie neanche BC a volte. Invece con la cultura potremmo mangiarci tutti, ma nel vero senso della parola, perché è vero, basta che usciamo di casa, anche solo a Treviso, e respiriamo aria cultura da tutte le parti. Abbiamo Venezia, abbiamo Roma, abbiamo le città più belle del mondo, ma anche i borghi più piccoli. Va tutto va rivalutato, va valorizzato e ci vuole qualcuno veramente competente. Ce ne sono, ma
evidentemente non hanno gli agganci giusti, non lo so. Ma è vero, perché qui da noi, nel nostro paese, inutile che tu sei bravo, sei preparato, sei competente, non c'è niente da fare. Ecco, passa quello che non ha neppure la laurea in certe, che è richiesta. Ecco, qualcuno quando si presenta al lavoro vuole un curricula, un ragazzo mi ha detto: ma Mirella, ma cosa mi domandi sti qua? Perché insomma stavamo parlando che voleva andare a vendere benzina, cioè, no, ma che bisogna anche raccontarle le storie, no? E poi vediamo che come sali politicamente, ecco, io vorrei capire quante lauree false ci sono in Italia comperate, beh, nessuno ne parla, ma io vorrei proprio sapere che è un problema, perché la trasparenza hai voglia. Però sai, questa cosa di queste lauree, non so, i politici si laureano tutti in breve tempo, hanno tutti la laurea, non so dove che la zappa. Bisognerebbe che, ecco, no, perché ascolta, bisogna anche parlare, Ombretta, di queste cose, perché veramente cominciamo a essere stanchi, come hai detto tu, che abbiamo veramente delle persone preparate, brave, competenti, con tanto di laurea, ma di laurea vera. E invece questo paese, poi vediamo anche gli ultimi avvenimenti, ma non solo, perché il caso ultimo però si aggancia a tanti casi che abbiamo sentito e visto. Capite che non può continuare così, perché noi abbiamo bisogno di vivere. Io ho un banco alimentare e come me tanti altri avete sentito ieri mattina, dove abbiamo famiglie che non riescono più a sopravvivere neppure con 2 stipendi. Abbiamo bambini, ieri ho fatto un bonifico a una donna che non riesce a dar da mangiare i propri figli, a mandarli a scuola, a pagare la mensa. E trova tutti non trovano risposte, perché per loro non ci sono mai i soldi. Come te ce ne sono tanti e la risposta: non possiamo aiutare tutti, non abbiamo case, non abbiamo residenze e strutture per diversamente giovani. Ecco, abbiamo le scuole, le strade, i ponti che fanno pena, ma non si parla di questo. Il caro vita, gli stipendi, le pensioni. Cosa pensi, Ombretta? Ma perché chi di dovere non si prende? Li eleggiamo per quello, per fare il bene del paese, non per farsi le proprie cose con i propri amici. Prego, Ombretta. Guarda, ne parlavo proprio stamattina con mia mamma sentendo un telegiornale. Gli ho detto: guarda, puoi votare chi vuoi, ma alla fine io ho compiuto da poco 50 anni, ma mi sembra che da 50 anni a sta parte sento sempre la stessa musica ormai nelle orecchie. Non mi sembra che ci siamo smossi, guarda, neanche di mezzo, non dico millimetro, ma neanche di mezzo centimetro. Siamo sempre lì, le famiglie sempre più in affanno, perché ne conosco tante anch'io, e anche noi malati oncologici, lo posso dire, abbiamo problemi poi nel reinserimento al mondo del lavoro. C'è anche questo da dire. Che è un bel problema, perché vabbè, io sono un'autonoma, quindi non ho grossi problemi, ma porto, se mi permetti una parola, la voce di tanti amici e amiche che come me stanno combattendo la battaglia o sono anche usciti ormai dalla battaglia, e nonostante ci siano delle leggi che dovrebbero tutelarci, non sono tutelati. Quindi c'è anche questo problema del quale però nessuno parla. Ti ringrazio, Ombretta, per quello che hai detto. Spero di averti ospite assieme a Stefania Tosato domenica. Vediamo che la locandina Sport senza barriere all'ippodromo di Treviso. Capite cosa sono le barriere a 360 gradi? Ne abbiamo tantissime. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo, però almeno la goccia nell'oceano la mettiamo. C'è chi avrebbe tanta possibilità, invece questa goccia non la mette in altre cose che non interessano a nessuno, e il paese purtroppo sta veramente soffrendo. Allora andiamo a vedere anche questo video di foto e musica di Stefania Tosato, andiamo a sentire, a vedere e poi commentiamo.
Allora, ormai siamo in chiusura. Ecco, come ci vuoi salutare Stefania Tosato? Abbiamo visto questo video ultimo che ci hai mandato, queste foto che dicono molto, non serve tanti discorsi, tante parole, le foto parlano, i video raccontano. Prego Stefania, come ci saluti e come vuoi salutare la nostra Ombretta Frezza? Io voglio che le persone che hanno bisogno facciano una telefonata, basta poco una telefonata e ci sono tante persone che hanno voglia di aiutarle, vero Mirella? Certo. E quindi niente, vi saluto e spero che chiamatela Mirella se non riuscite a chiamare me, ma insomma in qualche maniera fatemi sentire, ecco. La Mirella la chiamano e tu sai che ti do i numeri dopo, certo, te ne ho dato uno anche questa mattina, perché ci sono veramente delle donne che non conoscono queste realtà, che non hanno questa famiglia che supporta, anzi sono in grosse difficoltà, perciò anche qua dovremo muoverci, perché non è possibile che io senta queste storie infinite. Sentiamo, no, abbiamo Adriano da Campalto. Ciao Adriano. Ciao, non mi ricordo il nome, scusa. Mirella, ciao Mirella. Allora, volevo dire una cosa, perché mi dispiace molto per quella signora che non sta molto bene, ho sentito, no? Quello che trovo molto più vergognoso, signora, mi dispiace dirlo, ok? È un discorso che io, per esempio, ok, sono un studioso, ho studiato quasi 15 anni politica, mettendomi appositamente col quaderno e penna ad ascoltare i politici. Lei ha pienamente ragione. Seconda cosa, vede, io sto pensando che se questa sanità non vuole darsi una regolata, va bene, io come donatore di sangue, perché sono stato donatore di sangue, e a me quando chiedevano qualcosa cercavo sempre di essere premuroso per bisogno degli altri, però alla fine mi vedo adesso che quando ho bisogno io, appositamente per l'ospedale, sinceramente passa un mese, passa 2 mesi, passa 3 mesi. A me sembra che quando loro ci chiedono qualcosa noi stiamo correndo, ok? Noi poveri disgraziati, perché mi chiamo anch'io un povero disgraziato alla fine, ecco. Trovo vergognoso, perché da quando è successo il discorso del Covid, va bene, si sono fatto più furbi, capisco, non è un discorso di personale, perché la gente c'è, si vede in ospedale, vanno a bere tutti il caffè, sono sempre lì in bar, non si capisce, e girano, che potrebbero stare benissimo dove dovrebbero stare, sinceramente, però quello non viene visto perché manca personale. Non è che manca il personale c'è, signora, solamente che non lo usano bene, questo voglio dire. Seconda cosa, va bene, trovo vergognoso che noi, va bene, che non andiamo più a votare proprio per il discorso che ci sono dei burattini in giro, va bene, che vorrebbero trattarci anche da noi come stupidi, ed è ora anche di finirla. Infatti io, per esempio, non vado più a votare, lo so che è sbagliato, perché lo so, però sinceramente come persona mi sento preso sempre in giro da queste persone qui. Io direi una cosa, va bene, a me sembra che sia ora il caso di avere il rispetto di queste persone che tu pretendi di essere rispettato. Perché io non ho il diritto di essere rispettato come persona? Voi mi avete fatto una carta della Costituzione, io la rispetto. Perché voi non la rispettate? Perché create sempre problemi? Potremmo essere un popolo felice noi italiani e invece non lo siamo, perché anche fra di noi il cane mangia cane. Allora, ci sono nel discorso che tante volte ci dividiamo in categorie, e allora io devo ancora capire che questi poveri che sono andati in guerra, che hanno lottato molto, che hanno fatto qualcosa per me, sinceramente, perché se adesso io sto bene, devo ringraziare loro, devo avere rispetto di loro, ma mi sembra che questi italiani politici non hanno nessun rispetto di noi, che siamo i primi a essere rispettosi. Allora dico, questa gente cosa è andata a fare in guerra? Poi un'altra cosa, il discorso che si parla tanto che adesso nasce questa delinquenza. Signora, si può risolvere il problema, e lo spiego io come si può risolvere il problema. Allora noi mandiamo
negli altri paesi stranieri persone che sono pagate 2.000, 3.000 euro, va bene, dove potremmo averle benissimo qua in Italia, su ogni paese, va bene, tranquillamente ogni città, che, visto che sono pagati da noi, trovo giusto che invece andare sugli altri paesi che giustamente hanno fatto del bene, capisco, però adesso c'è bisogno anche qua in Italia. Grazie, devo chiudere Adriano, sei stato molto chiaro, ti ringrazio della telefonata. Ecco, sentiamo come ci saluta anche Stefania Tosato. Abbiamo visto questo video, abbiamo sentito l'amarezza di Adriano, anche se a mio avviso dovresti andare a votare, perché non andare, come dici tu giustamente, lo so che sbaglio, perché passi il pallino agli altri e questo non va bene, hai capito? Perché meno vanno a votare, più forza hanno i partiti, specialmente i grandi partiti. Perciò cerchiamo di capire che il voto è importante. Allora Stefania, come ci saluti, come commenti anche l'ultima telefonata, ecco, queste persone che non si riconoscono più in questa politica? Io direi di cominciare dal piccolo, quindi come dicevi tu, una goccia fa un oceano, no? E cominciamo da una goccia, noi possiamo fare solo questo, no? Non possiamo fare altro, quindi io cerco di dare il mio meglio sempre col mio mestiere, per primo perché è la mia passione, e anche con le amicizie e con tutto quanto. Poi spero di aiutare. Ma almeno tu la goccia la metti, no? La goccia la mettiamo ecco, sempre. Il problema è che chi invece ha secchi pieni non mette neanche la goccia, ecco, questo è il problema. Allora sentiamo giustamente Ombretta, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Adriano, visto che ti ha rivolto anche delle riflessioni, delle domande? No, va bene così. Ci lasciamo così. Grazie a Stefania Tosato, consulente di bellezza e tecnica tricologa. Grazie a Ombretta Frezza, critica e storica dell'arte, di essere state con noi. Grazie. Vi aspetto tutti domenica 15 settembre all'Ippodromo di Sant'Artemio dalle 15, dalle 14 anzi in poi. Vedete tutti che vi aspettiamo, che ci incontriamo, così parliamo tanto tra di noi. Pubblicità. Resta un rammarico di non essere riuscito a localizzare dove si trovava finché cercava di buttarsi giù, perché io ero sotto che cercavo di dissuaderlo, di desistere, l'ho invitato in portineria, lui mi diceva che non ce l'aveva con me, farfugliava, diceva che la laurea ce l'aveva con lui, che gli esami e la tesi l'aveva fatta. Quelle parole Antonio le ha impresse nella mente, le urla di quel ragazzo che ha cercato invano di convincere a non gettarsi sembrano risuonare ancora nel grande vano scala della torre. Ci potrebbe essere un disagio legato a motivi di studio all'origine della tragedia che si è consumata a Padova nel Palazzo Europa di via Matteotti, dove uno studente di 23 anni, originario di Romano d'Ezzelino, si è gettato dall'11° piano. Antonio, il portiere dello stabile, ha cercato di intervenire e di farlo desistere quando ha sentito il rumore di vetri della finestra che il giovane ha rotto prima di precipitare nel vuoto. Mi urlava, mi diceva non ce l'ho con lei, se ne vada via perché sennò si fa male. E dopo un certo momento ho sentito il tonfo, me lo sono visto davanti che stavo chiamando il 118 e quindi basta. All'11° piano le tracce di sangue vicino alla finestra e lo zaino del 23enne con il suo giubbetto. Quando è arrivato nulla lasciava presagire al gesto estremo. Aveva un appuntamento dal parrucchiere già prenotato il giorno precedente e ha suonato il campanello normalmente, aveva il giubbetto di cuoio, aveva lo zainetto sulle spalle, quindi è entrato senza dare nessun motivo, non era né irrequieto, sereno. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia ed è stato sequestrato lo zaino del 23enne per cercare di avere le risposte per spiegare il suo gesto estremo. Spesso però le sofferenze dei giovani non sono sempre così evidenti, spiegano le responsabili di Telefono Amico, la ONLUS che aiuta le persone in difficoltà e che hanno bisogno di un sostegno. Ci sono tante cose che possono passare dentro all'anima, alla testa di una persona, e segnali che a volte non vediamo, segnali che a volte non ci sono perché la sofferenza rimane dentro.
Allora io ringrazio altri ospiti, abbiamo in presenza il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, dottor grazie. Casteller. Saluto anche Loris Pederiva, presidente di Telefono Amico di Treviso, grazie anche a te Presidente di essere qui, perché io comincio veramente a essere molto preoccupata della situazione che stiamo vivendo. Ecco, queste baby gang, i suicidi, gli incidenti stradali, chi ne ha più ne metta, questi ragazzi che poi vengono richiusi o in comunità o nel carcere minorile. Ieri il giudice, il dottor Borilli, ha detto non possiamo obbligare a fare gli sport ai minori specialmente, ma non solo ai minori, se non vogliono, perché la legge non lo prevede, non è stato inserito. Allora io mi domando di cosa stiamo parlando. Allora, dottor Casteller, cosa ci dice? Abbiamo visto questo servizio che fa venire i brividi, quello che abbiamo sentito, quello che non si vede, queste maschere. Ecco, Pirandello, una frase di Pirandello che mi ha detto un signore diversamente giovane: guarda Mirella che incontrerai nel tuo cammino tante maschere e pochi volti. Così mi ha detto. Prego, dottor Casteller. Lei ha citato Pirandello in Così è se vi pare la verità non esiste, una delle famose testi del Pirandello. E quello che sta succedendo è che noi abbiamo la convinzione di avere davanti delle persone, degli esseri forti, perché performanti, che noi, la società ci individua come importanti, poi nella realtà sono molto fragili, molto deboli. Io consiglio sempre di diffidare dai figli perfetti. Sempre di più nella pratica clinica, rispetto al passato, quello che vedo è che le famiglie chiedono che i figli siano ottimi nello sport, perfetti nell'università, nelle scuole. L'importante è l'alto voto a scuola. Ho la sensazione che l'elemento importante sia l'educazione, primo di tutto, ma soprattutto la capacità di gestire i conflitti, perché questi ragazzi non sanno gestire i fallimenti. La vita è un costante riscriversi e fallimento, e lasciano dei vuoti importanti, prima di tutto nelle loro menti, perché se non danno un senso alla loro vita, un senso alla propria esistenza, in quei vuoti lì si riempie di devianza. È possibile togliersi la vita per un fallimento scolastico? Ma ragazzi, mi riferisco soprattutto ai ragazzi, la vita è una sfida continua, la scuola è solo una piccola parte, venite bocciati, succede. Nella vita potreste essere licenziati, si ricomincia. Il fallimento fa parte dell'esistenza umana, non siamo perfetti. L'utopia dei social, questo mondo parallelo che questi giovani sembrano vivere costantemente, li rappresenta come una perfezione. La perfezione non esiste, l'uomo è asimmetrico, è stato creato asimmetrico. La nostra forza è essere imperfetti, non perfetti. E lo dico soprattutto ai genitori, che vedo sempre più fratelli dei propri figli, che è un errore immenso, perché i genitori devono essere genitori, non deve esserci la fratellanza genitoriale, perché se c'è fratellanza, nel momento in cui un figlio ha bisogno, non va dal fratello. Se il genitore è visto come un fratello non è utile, non è funzionale. Lasciateli liberi, sbagliano, vanno male a scuola, andranno male a scuola, avranno valori e non saranno così performanti, perché guardate che l'atteggiamento, permettimi, dei genitori non è il più delle volte per il bene dei figli, è perché gli altri, come nei social, li guardano e quindi li giudicano. Ma se tuo figlio non è bravo nello sport, se tuo figlio non è bravo a scuola, tu come sei come genitore? Non mi interessa assolutamente niente. Perché? Perché il tema non è come sono io come genitore nei confronti del mio figlio, è che mio figlio deve crescere capace di gestire i conflitti e le difficoltà. Sentiamo cosa ne pensa Loris Pederiva, presidente di Telefono Amico di Treviso, anche di quello che ha detto il dottor Casteller, di quello che abbiamo visto. Continuano a suicidarsi, pur ne abbiamo raccontato, abbiamo cercato anche di capire che ci sono anche dei gruppi di ascolto, delle associazioni che possono aiutare, eppure non si arriva. Prego, Pederiva. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno al dottor Casteller. Condivisibilissima sicuramente l'analisi del dottor Casteller. Noi come Telefono Amico riceviamo tantissimi interventi, tantissime telefonate, ma non solo tantissime telefonate, anche tantissime chat sul servizio di WhatsApp Amico, dai giovani che ci portano disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo, pensieri suicidari, delusioni per la vita sociale o la vita sentimentale o la vita da studente, depressione in generale. Siamo
grati di ricevere così tanti interventi, chissà quante telefonate, quante chat di WhatsApp invece potremmo prendere ancora di più se solo ci fosse un po' di più cultura dell'ascolto, perché diffondere la cultura dell'ascolto, la cultura della condivisione è una delle mission di Telefono Amico. Come Telefono Amico ovviamente è molto d'impatto il servizio all'inizio di questa intervista, il ragazzo che si è suicidato a Padova. Pensate che le statistiche che abbiamo in Italia sono scoraggianti. Abbiamo ogni anno, purtroppo le statistiche Istat sono ferme al 2021, ma ufficialmente ci sono 4.000 suicidi in Italia ogni anno. 4.000 suicidi, è un paesotto. Sono tantissimi, e vi dirò di più, tantissimi, non sono solo 4.000, tantissimi suicidi sono catalogati come incidente stradale o incidente domestico, quindi i numeri sono un po' più alti di questo. Cosa possiamo fare per questo? Prevenzione sicuramente. Quando una persona arriva a portare a termine un suicidio è chiaramente troppo tardi. Ci sono tantissimi motivi socioculturali che ha chiarito molto bene il dottor Casteller. Cosa succede? Perché una persona arriva così? Intanto andiamo a vedere a casa cosa sta succedendo, perché il giovane si comporta così. 99% delle volte basta andare a vedere a casa cosa sta succedendo. Dopodiché subentriamo noi, facciamo il pronto soccorso emotivo, cerchiamo di cogliere questo disagio che ci portano i ragazzi e cerchiamo di mitigarlo, cerchiamo di ragionare insieme, cerchiamo di vedere cosa si può fare e se è il caso di rivolgersi a un professionista. Allora, quello che però non mi torna, e lo dico sinceramente, è che c'è qualcosa che turba questi ragazzi. Li turba talmente tanto che non riescono a capire tra la realtà, quella che veramente c'è, e l'illusione. Ecco, io mi illudo, ma la realtà è un'altra. Non è che sia l'incontrario, c'è la realtà, ma io vivo di illusioni, mi faccio la mia realtà con la mia illusione, e questo può portare a gesti estremi, perché non si vede niente altro, non si vedono le offerte di aiuto che puoi avere, non vuoi ascoltare, non vuoi essere ascoltato, perché vivi in un mondo. È possibile che nessuno si accorga di questo? Che questo ragazzo, questa maschera, come lei, dottor Casteller, diceva, tutto perfetto, non c'è una virgola fuori posto, ed è proprio là che invece dovremmo intervenire, che i genitori dovrebbero capire che è troppo perfetta questa cosa, ma siccome è perfetta va benissimo. Qual è il problema? Non c'è niente che va male, studia, fa lo sport, è educato, invece... Sta nella sua cameretta 8-10 ore al giorno, lo vedo, è lì presente, cosa può rischiare? Mica gira in moto, in realtà è nella rete, è in una vita parallela. Una vita parallela che vive molto di più di percezione che di realtà. Questo è quello che sta succedendo ai giovani. E non dimentichiamo che i neuroni, proprio a livello fisiologico, della ragione, maturano dai 20 anni in poi, non prima. Nell'adolescente il flusso è prettamente emozionale. Qualsiasi atteggiamento nei confronti dell'adolescente che ha un ragionamento razionale non entra, non ha prospettiva. Mentre i social lavorano di emozioni, di reputazione, di credibilità. E quindi anche chi nella vita non riesce a realizzarsi, nei social diventa qualcuno. Nei social si possono organizzare, perché io ho studiato il modello, funerali virtuali e gruppi piangono. Ci sono gruppi di ragazzi di 15-16 anni che immaginano la morte di un proprio coetaneo virtualmente o anche in presenza, è morto nella realtà, fanno il funerale, ripeto, il funerale nella rete e piangono tutti in gruppo. Siamo veramente convinti che quello sia solo un gioco? Ma tra reale e virtuale ci sarà qualcuno che spiega loro che il virtuale non può continuare a esistere, che c'è il reale? Ci sarà sicuramente un luogo dell'educazione, ma finché la scuola fa formazione, non fa educazione, cioè non è il tema del 5 in matematica l'elemento importante, può prendere anche 3 in matematica, può essere bocciato per 10 anni consecutivi. Il tema vero è che bisogna dare significato e senso alla loro vita in questa realtà. Loro spontaneamente non usciranno mai dal virtuale, perché lì si sta bene, lì la vita si può prendere e dare, c'è quasi una forma di divinità nella rete. Si è vicini a Dio nella rete, perché si può prendere e dare la vita. Poi nella realtà la situazione è ben diversa. Livio da Padova, ciao caro Livio.
Ciao Mirella, ciao, buongiorno al dottor Casteller e anche al rappresentante di Telefono Amico. Mi corregga, dottor Casteller, se è una mia opinione, se sbaglio a fare questa valutazione. Secondo me questi ragazzi che si suicidano non sono degli stupidi, perciò capiscono bene il valore della vita, però secondo me, dunque, è il loro inconscio che si rifiuta di accettare la realtà, e allora ecco che vivono di illusioni, vivono in un mondo virtuale, e perciò arrivano al punto che la vita diventa talmente vuota, talmente inutile, che decidono di suicidarsi. Grazie e vi saluto tutti, grazie. Grazie a te Livio. Allora cominciamo con Casteller, poi andiamo dal presidente Pederiva. Rispondo subito a questa domanda e la ringrazio anche per la domanda che è stata fatta. In realtà quello che noi vediamo è che questi ragazzi hanno un grande senso della realtà virtuale, non della realtà effettiva. E quindi nella realtà effettiva vale l'intelligenza, nella realtà virtuale vale di molto di più le emozioni. Come si può combattere questo? Con il senso della vita. Bisogna imparare a dare senso alla vita di questi ragazzi. E il senso non lo trovano nella rete, lo trovano nella quotidianità. Certo, è vero, bisogna stargli vicino, non possiamo stare collegati tutto il giorno con i social. Io ho un sacco di genitori che vengono da me, che mi portano i ragazzi e sono collegati, guardano il telefonino mentre mi portano il figlio che ha un problema di carattere magari emotivo, psichico e comportamentale. È necessario prendere gli spazi del stare con loro, del vivere con loro. Toglieremo spazi alla nostra indipendenza, alla nostra vita libera. Sì, è vero, essere dei genitori significa non essere liberi di poter fare qualsiasi cosa, perché si è deciso di dare vita a delle persone e farle crescere quelle persone. Non possiamo delegare il ruolo di genitori alla rete, non possiamo essere felici quando i nostri figli rimangono chiusi nelle proprie camerette, perché abbiamo la convinzione che siano tranquilli. Oppure io ho studiato le dinamiche delle relazioni familiari a tavola. Oggi la media di dialogo a tavola con i figli è 3 minuti. Si sta seduti 40 minuti a mangiare e si dialoga verbalmente con il figlio 3 minuti. Spesso sono collegati ai telefonini. Non va bene, il telefono va spento, va ridimensionato la relazione con la rete. Perché? Perché se quella è la vita che noi pensiamo che i nostri figli debbano avere, significa che probabilmente il valore della virtualità è più importante del valore della vita reale. Allora, dottor Casteller, poi se vorrei sentire anche cosa ne pensa Loris Pederiva, io quest'estate al mare ho osservato molto, perché a me piace osservare. E quello che ho notato, mentre i proprietari di animali, specialmente i cani, che hanno le loro spiagge adesso anche riservate, quando decidono di fare il bagno si portano il loro cagnolino, anzi fanno fare il bagno al cagnolino 5-6 volte, perché loro hanno bisogno di fare il bagno 5-6 volte. Questo non avviene tra genitori e figli. Vedi che il genitore va a fare il bagno da solo, non è neanche chi chiede al figlio se vuoi venire a fare il bagno con me, si alza e va a fare il bagno. Poi vedi che il ragazzo, quando torna il padre, si alza e va a fare il bagno lui. Non c'è dialogo sotto l'ombrellone, eppure non possono mica dire che non hanno tempo, che devono andare al lavoro, sono stressati dal lavoro. Non c'è dialogo, ognuno col proprio cellulare, o il padre legge il giornale e il ragazzo è col telefonino, ma sono lontani 1000 miglia. Allora è inutile che vengano a dirci ma non ho tempo, sono stressato, è il lavoro. Ma vogliono decidersi di parlare con questi ragazzi e capire che forse hanno bisogno di giocare assieme, di divertirsi assieme? Oppure è diventato talmente una divisione: chi è mio figlio? Non so, c'è mio figlio, sì, c'è, non c'è. Ecco, Loris Pederiva, ma questo ascolto che dovrebbero fare i genitori e che voi fate, le risulta che c'è? Ti risulta che c'è? Oppure sono io che sto guardando male perché sono sempre stressati, pieni di lavoro, non ho tempo?
Cioè, cosa sta succedendo? Logico che poi questo ragazzo si sente solo, non sente più l'appartenenza alla famiglia. Questo ha detto, io non appartenevo, poi vediamo il servizio che abbiamo preparato, Paderno Dugnano, questo ragazzo che ha ucciso e sterminato la famiglia. Prego, Loris. Beh, la solitudine anche in famiglia è una seconda pandemia. Dico la seconda perché sappiamo bene la pandemia del Covid che abbiamo avuto tanta fretta di lasciarci alle spalle, sembra sia stata anni e anni fa, in realtà era l'altro ieri, e gli strascichi anche a livello emotivo nei ragazzi li stiamo gestendo adesso, li stiamo trovando adesso. Ragazzi che nel momento in cui dovevano crescere, uscire, giocare, e il gioco è una cosa estremamente seria, sbagliare, correre, fare cose, si sono trovati chiusi in casa. E adesso noi vediamo questi ragazzi che hanno difficoltà a relazionarsi, non ne sono abituati, e molto probabilmente può essere, sì, come abbiamo detto, che anche a casa non ci sia una situazione che agevola tanto la comunicazione tra le parti. Quello che noi raccogliamo soprattutto con WhatsApp, perché guardate che dopo la dal 2021 al 2022 gli interventi sul WhatsApp amico abbiamo dovuto allocare tantissime risorse per star dietro a tutte quante le chat che ci venivano portate con risultati, per fortuna sì, diciamo che abbiamo un polso della situazione abbastanza critica che ci fa sentire come... È vero, Mirella, anche quello che lei ha notato, c'è una mancanza di relazione sia tra le famiglie sia tra i coetanei, tra di loro. Quindi cosa possiamo fare? Beh, allora noi nel nostro piccolo, relativamente piccolo come telefono amico, nella realtà di Treviso appoggiamo tutte quante le realtà sportive, le realtà che fanno aggregazione tra i giovani e tra le persone in generale, perché guardate che è fondamentale. Lo sport, l'attività fisica e il gioco sono degli strumenti fondamentali intanto per aiutare i ragazzi a confrontarsi, a relazionarsi e a crescere. Quindi sì, è vero, è una diagnosi, penso sia corretta, Mirella, quello che lei ha fatto. Abbiamo Gabriella da Mogliano Veneto. Ciao Gabriella. Ciao, buongiorno. Lei parla più che bene e il dottore ancora meglio. Il telefonino è stato la peggio invenzione, la peggio, perché ha rovinato la gioventù. Perché il telefonino si dovrebbe tenere solo per telefonare e non messaggi, chat, questo e l'altro e l'altro, perché rovinano l'umanità, veramente. Ha ragione il dottore, che vai da qualsiasi parte e vedi le persone sempre con quel telefonino in mano, è una cosa spaventosa. Ha levato il dialogo in famiglia, tutto. Io non ho questi problemi, per l'amor di Dio, perché i miei ragazzi li ho tirati su come si deve, però non tutte le famiglie ce la fanno. Però il telefono è stato la peggiore invenzione. Aspetta Gabriella, perché hai detto una cosa importante, hai detto ho tirato sui miei figli come si deve. Cosa vuol dire questa frase, Gabriella? Cosa vuol dire ha tirato sui miei figli come si deve? Sì, perché non li lascio fare sta roba. Io odio il telefonino, lo odio perché io neanche non ce l'ho. Ma quanti anni hanno i tuoi figli? Di non averne bisogno, perché sono in pensione, ma anche per norma, io glielo dico sempre, il telefonino, io ho dei nipoti in Germania e anche loro lo tengono solo per telefonare, non tutto il giorno col telefonino in mano. Questo non ha senso. Grazie Rovina Gabriella, sentiamo come risponde il nostro dottor Casteller, molto preparato come dice Gabriella. Grazie, ma il come si deve, questa frase determina il confine tra il bene e il male, non è una sensazione, è una cosa che i genitori dovrebbero aver ben chiaro. Il telefonino è una porta verso la virtualità, non è uno strumento, non pensiamo che sia uno strumento tecnologico, è una relazione con un altro mondo. Però ricordiamoci un aspetto, lo si citava bene prima, la questione degli animali e dei bambini. Io non voglio inamicarmi gli animalisti, però attenzione, perché a qualcuno è stato dato il libero arbitrio. Purtroppo i figli parlano, purtroppo i figli pensano. È difficile, perché nel momento in cui ti relazioni con un essere umano è probabile che quell'essere umano pensi, rifletta e non sia d'accordo con te. Con l'animale c'è una proiezione emotiva, sentimentale verso un affetto che noi immaginiamo esserci, ma che percepiamo come presente. L'animale non parla. Io non ho mai visto un gatto abbaiare, non ho mai visto un cane miagolare, non hanno libero arbitrio, hanno l'istinto.
Quindi i figli sono soggetti, come è stato dato a noi, la possibilità di rispondere. Cosa prevede questo? Che il genitore si rapporti, che il genitore dialoghi, che il genitore si misuri, che il genitore si metta in gioco. Ma se noi siamo continuamente con il telefonino, con quella classica faccia di presentazione, che non so se l'ha mai vista, quella con le labbra verso, mi scuso però io continuo a vedere genitori che stanno online con queste labbra. Va benissimo, fate quello che volete della vostra vita, ma ricordatevi che avete delle responsabilità nei confronti dei vostri figli. E attenzione, i gesti dei figli non sono moderati e mediati dalla ragione come avviene negli adulti. Negli adolescenti l'azione è immediata, ci si lancia dall'11° piano. Poi noi iniziamo a fare tutte le riflessioni di carattere psichico, psicologico, psichiatrico sulle motivazioni. Ma il dato è questo, è che abbiamo un corpo in terra che si è lanciato dall'11° piano, probabilmente per un fallimento scolastico. Non c'è nulla di più assurdo. Perché? Perché l'origine, lo diceva bene prima il collega, andiamo nelle famiglie a vedere che cosa sta succedendo. È importante la laurea? Cioè è importante laurearsi in giurisprudenza e fare 4 anni da impiegato, o forse è meglio essere un ottimo idraulico e guadagnare molto di più? La percezione sociale che noi abbiamo di questi ragazzi, che ci siamo immaginati perfetti, non rappresentano la realtà. È inutile immaginarsi per raccontare agli amici che è il figlio laureato in giurisprudenza che magari poi fa l'impiegato per 7-8 anni presso i migliori studi. È meglio avere un artigiano che mai non si realizza, che ha il senso della propria vita e dà senso alle vite che ha vicino. Basta con la perfezione, lasciate stare la perfezione dei vostri figli. Siete imperfetti voi, pensate in qualche modo che i vostri figli, diventando perfetti, compensino la vostra imperfezione? Non succederà mai. Non pensate ai figli perfetti, ma pensate a dei figli che danno senso alla vostra vita e alla loro vita. Allora vediamo anche questo video che ha portato Loris Pederiva, presidente Telefono Amico Treviso. Telefono Amico prevenzione suicidio, perché bisogna pensare a fare prevenzione, questa è la verità. Andiamo a vedere. Hai problemi veri, come schiaffi, un sacco di problemi. Le tue preoccupazioni ti tolgono il fiato. A volte c'è confusione, troppa. Nessuno capisce come stai, neanche chi sei. Che stanchezza. Ti viene voglia di andartene, di sparire. Ma la tua vita conta. Conta anche per me. Per me. Per me. Per me. Per me. E per me. La tua vita conta per tanti attorno a te. Facci caso. E conta anche per te. Perché è qualcosa di tuo. Qualcosa di prezioso che se noti non torna. E che cambia, che può sempre cambiare. Anche quando sembra che vada tutto storto. La tua vita conta! Presidente Pederiva, certo che per fare questo video vuol dire che abbiamo dei numeri che fanno veramente riflettere. Certo che fa riflettere questo numero di suicidi e su quello che si potrebbe fare, ma tutto parte dalla famiglia, non c'è niente da fare. Se non si accorge la famiglia, i genitori che vivono forse le ore più importanti, quelle più numerose con i loro figli, non so chi si deve accorgere. Secondo lei la scuola è abbastanza preparata per parlare di suicidi? Questi ragazzi possono essere intrigati anche da una prevenzione parlando di quello che sta succedendo, dei numeri che abbiamo di suicidi? Prego, Pederiva. Quasi nessuno è preparato per parlare di suicidio, è un argomento molto difficile, è un argomento tabù. Vi faccio presente, il 10 settembre è stata la giornata mondiale per la prevenzione dei gesti suicidari e il nostro hashtag nei social è non parlarne è un suicidio. Il 15 settembre saremo in Piazza dei Signori a Treviso con il nostro banchetto proponendo delle attività. Ovviamente non possiamo andare alle persone, ai passanti, a parlare di suicidio direttamente. Faremo delle attività intanto dove cerchiamo di aiutare le persone a prendere un po' di contatto con le proprie emozioni. L'abbiamo fatto l'anno scorso e è andata benissimo. Tutti quanti quelli che se ne andavano dal nostro banchetto avevano il sorriso da una guancia all'altra. Quindi
Quindi no, non siamo Penso tutti che andare quanti via da un banchetto che ti dà il numero dei suicidi sorridendo non è che sia il massimo, però come commenta questa frase di Pederiva? Poi continuiamo, Pederiva. Castellari. Pederiva sta tenendo una forte sensibilità, perché il problema nel suicidio è l'emulazione, e hanno ragione, se ne può parlare ma non si può esaltare, perché in quella fascia d'età il rischio è che il suicidio sia visto positivamente, non negativamente. E quindi no, ma se tu vedi un banco che ti dà questi numeri di ascolto anche per il suicidio, dovresti riflettere nel momento che hai studiato, ma cosa sta succedendo? Cioè questo sorriso che abbiamo sempre, questo mi novò, combatta, ecco a me non tocca, capita agli altri e invece dopo tocca anche a te se non stai attento, che hai tutto perfetto, il bravo ragazzo. Ecco, cosa vuol dire Pederiva il bravo ragazzo, la brava ragazza? Era un bravo ragazzo, cioè sta frase che continuiamo a sentire. Cosa vuol dire essere bravi ragazzi? Quando lei ascolta, sono bravi ragazzi o con ragazzi che hanno tanti problemi anche se la maschera è del bravo ragazzo? Prego Pederiva. Ma siamo tutti quanti bravi ragazzi, brave persone, salutiamo sempre, no? Basta io guardo fuori dalla mia finestra, vedo dei passanti che mi sembrano relativamente sereni, vedo delle belle macchine che vanno in giro, persone che pianificano di andare a mangiare fuori, tutti quanti insieme. In realtà poi mi insegnava mia nonna, ogni casa ha la sua croce, no? Quindi andiamo a vedere cosa succede nelle case, andiamo a vedere quante persone non possono uscire, andiamo a vedere quante persone sono chiuse in casa per una serie di motivi, o per l'anzianità, per la malattia, per la depressione, l'incapacità, la mancanza di motivazione per muoversi, per andare fuori. Quindi sì, siamo tutti quanti con una facciata, con una maschera se vogliamo chiamarla, o un'armatura, ma c'è una emotività dentro tutti quanti noi. L'emotività può diventare forte, è per questo che esiste Telefono Amico, per gestire i momenti di emotività forte, per l'emergenza emozionale, che può prendere tantissime forme, può prendere la solitudine, il momento di solitudine, può essere la depressione, anche patologica, può essere qualsiasi forma di sostegno di cui una persona può aver bisogno. Allora andiamo anche a vedere questo primo video, questo terribile veramente fatto che ha sconvolto tutti noi, ne stiamo ancora parlando, è impossibile pensare che un figlio uccide i genitori, il fratellino, ma ci sono già stati altri casi. Andiamo a vedere Paderno, Dugnano, prima parte. E c'è una famiglia sterminata a Paderno, Dugnano, questo 17enne che avrebbe per l'appunto sterminato la propria famiglia. Nelle scorse ore è stato sottoposto a interrogatorio, ha detto: mi sentivo oppresso, in casa mi sentivo un corpo estraneo, però appunto lo stesso PM dice non c'è un movente. Che idea si è fatto di questo dramma familiare, dottor Casteller? Beh, un dramma recente, quello che sembra emergere e che colpisce è la normalità. Non siamo abituati a vedere la patologia, la devianza umana nella normalità. Questo ragazzo era un ragazzo modello, era un ragazzo che aveva ottimi risultati scolastici, aveva ottimi risultati sportivi, apparteneva a una famiglia ideale, sembra con condizioni anche sociali, economiche adeguate. Ciò non toglie, si sentiva un corpo estraneo, cioè come fosse una persona fuori di quella famiglia, un soggetto che non apparteneva a quella famiglia, e ciò nonostante recitava un ruolo all'interno di quella famiglia, il figlio modello. Ecco, la normalità è preoccupante perché è tra di noi. Quindi non ci sono famiglie che possono sentirsi escluse. Il paradosso vuole che probabilmente l'unico antidoto è l'imperfezione dei nostri figli. Cioè non dubitiamo mai dei figli imperfetti, perché probabilmente se hanno qualche difetto vivono conflittualità e devono superarle. Iniziamo con questi casi a preoccuparci della perfezione. E chi è che vende la perfezione? Sono i social. Cioè noi dobbiamo presentarci come perfetti, noi dobbiamo presentarci come belli, noi dobbiamo presentarci come performanti, noi dobbiamo essere perfetti. Ecco, questa è la perfezione che crea patologia. Abbiamo Orfeo da Boara Polesine. Ciao Orfeo. Sì, signora scusa, io non volevo parlare di rigore, volevo parlare di una cosa seria. Prego Orfeo, prego. Eccoci.
siccome che per la televisione parlano tanto dei ragazzi che violentano le ragazze, struppano queste, struppano quelle, li prendono, li mettono in carcere, li liberano via. La cosa più bella che devono fare quando prendono un ragazzo che ha violentato una donna, si castra come che si castra i conigli, i canili, i cani, via, si castrano, così vedassi in 15 giorni si finisce il vandalismo di illusionare questa gente. Queste ragazze sono proibite da andare fuori di casa perché le prendono, li violentano e fanno via. Si può fare questo? Ma direi proprio di no. Grazie Orfeo della telefonata. Sentiamo il commento di Lauris Pederiva. Anche, capite che sono importanti anche le telefonate per capire dove viviamo e cosa pensano anche le persone, perché dopo sentiamo anche il nostro Mirko Casteller. Allora Pederiva, ecco questa aggressività, questa poca cultura nel capire che forse dovremmo fare tutti un passo avanti perché culturalmente non ci siamo proprio, è una cosa molto preoccupante. Ecco, qui poi noi nel Ricco Veneto leggiamo anche molto poco, sfortunatamente. Ecco, cosa dice? Ecco, quando lei avrà degli ascolti anche imbarazzanti, penso anche voi, come li ho telefonate io delle volte che non riesco a capire come si fa a fare certe telefonate, eppure che cerchiamo di spiegare il più possibile. Prego, Pederiva. Beh, telefonate imbarazzanti, io non direi imbarazzanti, direi ci sono telefonate più impegnative di altre, quello sì, per esempio le telefonate per interventi suicidari o per suicidi in atto, quelle sono decisamente più impegnative. Ma ogni problematica che ci viene portata è assolutamente rilevante. Faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo ricevuto 150.000 telefonate, una piccola percentuale era per interventi suicidari, ma una piccola percentuale di 150.000 vuol dire che abbiamo aiutato 7.000 persone con intento suicidario. In ogni caso i fatti di cronaca di cui abbiamo parlato chiaramente colpiscono, sono fatti estremamente gravi. Quello che mi sento di dire io personalmente è: cerchiamo di non prendere ogni giovane ragazzo di 17 anni come un potenziale assassino a questo punto solo perché è bravo a scuola, è bravo nello sport. Sono dei casi limite quelli che ci vengono portati, come è un caso limite anche il suicidio in sé, è un caso limite nel senso che per ogni persona che porta a termine un suicidio in realtà ci sono diverse decine di persone che tentano il suicidio e su diverse decine di persone una persona effettivamente porta a termine. E di ognuna di queste decine di persone che tentano il suicidio ce ne sono altre decine che pensano: non mi va di vivere così, oppure non mi va di vivere e basta. Quindi è un male che pervade molto più di quello che pensiamo e che vogliamo anche ammettere a noi stessi. L'attività che noi abbiamo fatto l'anno scorso e faremo anche quest'anno in Piazza dei Signori è molto semplice: avviciniamo le persone che passano, persone che stanno facendo il loro giretto tradizionale della domenica mattina, della domenica pomeriggio, e gli chiederemo semplicemente, in un momento di difficoltà: come ti prendi cura di te? Basta mettere un attimo in moto il sentire. E adesso noi sentiamo Italo Guglielmo da Padova, poi continuiamo. Vai Italo Guglielmo. Cara Mirella, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e ai tuoi meravigliosi collaboratori. Io volevo raccontare di una lezione che mi è capitato di assistere all'università a Padova. Era il periodo della violenza giovanile. Venivano gambizzati gli insegnanti, i professori. Io fui testimone di persone che andavano all'università con le pistole in tasca e hanno sparato, per esempio, anche all'allora vicepresidente della Cassa di Risparmio, che era un docente universitario, perché quelli erano i tempi della contestazione violenta dei giovani, e a Padova ce n'era una quantità enorme. Allora uno studente disse a un insegnante donna: signora professoressa, ma lei non ha paura di venire a scuola in queste condizioni? Disse questo ragazzo alla professoressa. Vedi, dice, tu che adesso mi stai facendo questa domanda,
tra 20 secondi o anche meno potresti estrarre da una tua tasca un coltello, venire qui ed ammazzarmi, perché così funziona la mente umana. È stata la più bella lezione a cui io abbia mai assistito nella mia vita, perché così funziona la mente umana. Abbiamo gli psicologi, gli psichiatri che ci aiutano, sì, ma è tutto inutile, perché se ti scatta il morbo malefico non ti salvi e non ti salva nessuno. Questa è la realtà umana, altrimenti non si spiegherebbero tutti questi omicidi, questi attentati, questa violenza, perché così siamo fatti e dobbiamo accettarci. E se per caso siamo fortunati che non ci succede niente, qui mi perito di dirlo, ringraziamo il Padre Eterno, che non lo fa più nessuno. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te sempre, Italo Guglielmo, sono importanti le vostre telefonate. Prego, dottor Casteller. Su quest'ultima telefonata, se mi permette, la riflessione la posso condividere solamente in parte, perché allora altrimenti mi dovrei, come professionisti, dovremmo affidarci alla fede e alla serenità della convivenza del destino. La fede è una cosa importante per chi come me crede, però ho anche la convinzione che la pratica clinica ci debba e ci possa aiutare. L'esempio che portava questo telespettatore è un esempio molto particolare. Quello era un periodo storico dove il vuoto veniva riempito di ideologia, ma c'era un pensiero in quei ragazzi, come c'erano un pensiero nei docenti. L'azione per esprimere quel pensiero era fortemente aggressiva, ma c'era un pensiero. C'era un pensiero unico, il problema oggi è che non c'è un pensiero. Non è che ci sia un pensiero unico, non è che ci sia un'ideologia contrapposta, una visione del mondo diversa rispetto a quella preventivata dal corpo docente rispetto ai giovani. È che oggi i giovani non hanno un pensiero. Perché non hanno un pensiero? Perché l'hanno delegato alla rete, perché la rete è lo stimolo e il contenuto del loro pensiero. E quando in realtà vivono i fallimenti, non è che dicono è colpa del docente che mi ha dato 15 o 13 è che io non sono all'altezza di poter vivere questa vita. Non si arrabbiano col sistema, non si arrabbiano con i docenti per il loro fallimento e fanno azioni pesanti, no, fanno autolesionismo dicendo io non sono all'altezza, perché la rete gli ha insegnato che devono essere perfetti e performanti. Il pensiero è lì. I nostri giovani devono avere pensiero critico. Se urlano e si alzano e se vanno in piazza con un proprio pensiero, per quanto drammatica possa essere l'azione, è comunque frutto di un pensiero umano. Il problema oggi è che il pensiero è delegato alla rete e nel vuoto si innescono azioni come queste. È lì che noi dobbiamo agire e riempire. Come? Dando senso e significato, ripeto, alla propria esistenza. Questa può avvenire attraverso la clinica, ma se mi permettete anche attraverso, come citava prima il telespettatore, i principi più o meno credenti della fede per chi ci crede, ma anche l'ateismo, anche l'ateo crede. Perché? Perché ha bisogno di dimostrare l'esistenza di ciò che non esiste o ciò che non vede, perciò ha un pensiero. Il dramma che io vedo è l'assenza di pensiero. Domanda classica che si fa al 16enne e 17enne. Ma cosa pensi? Nulla. Ma cosa vuoi fare nella vita? Non lo so. Ma hai un minimo di programmazione da qui ai prossimi 6 mesi, un anno di dove vuoi andare? Non mi interessa. Cioè questi sono. Cioè non hai davanti un 17enne che dice il professore di diritto romano sostiene il capitalismo e quindi ho la necessità di avere un'azione aggressiva. Non c'è un pensiero. E non siamo nemmeno, se mi permettete, nell'ermeneutica, cioè un minimo di domande sull'esistenza umana. Siamo nel vuoto. Il problema di questi ragazzi è che dobbiamo tornare a farli pensare. Però attenzione, c'è un grosso rischio se mio figlio pensa. Perché potrebbe confrontarsi con me, potrebbe dire a me che sono sua madre o suo padre, che visto che continua a stare sui social, a farmi le fotografie e i selfie, forse non sono un bravo genitore. No, è meglio che non pensi e che stia nella sua cameretta 10 ore. Allora io vorrei tornare un attimo anche sul caso di Paderno Dugnano, perché sono molto preoccupata dal messaggio che almeno io ho ricevuto, ho sentito. Questi nonni che subito hanno detto voglio incontrare il nipote, portano quello che possono al nipote e io ho la sensazione, e ne parlavo anche col dottor Casteller prima, quasi quasi che sia la vittima sto nipote, per qualcuno, non dico chi, ma per qualcuno. Abbiamo sentito il colloquio del papà Turetta con il figlio, alla fine tutto sommato non sei mica un delinquente, cioè quasi quasi
le vittime sono i carnefici e tutto il resto è noia, cioè non esiste più, sono morti, non esistono più. Cioè non è un messaggio un po' devastante, dottor Castellera, oppure l'ho provato solo io sto messaggio? Io capisco che è loro nipote, per carità, che bisogna sempre dare la possibilità, ma quasi quasi lo sento quasi fosse una vittima. Uno dei grossi rischi che c'è nella giurisprudenza, ma soprattutto nella psicologia forense oggi, è di rifugiarsi nella patologia, cioè di giustificare l'atto violento, l'atto aggressivo, come frutto di una patologia sempre. Quindi i nonni dicono è ammalato, poverino. Il genitore di Tourette dice, beh, insomma, non sei l'unico, ce ne sono anche tanti altri che hanno problemi. E quindi poi ci si rifugia nella perizia, cioè nel fatto di poter dimostrare che ci sono problemi mentali oppure problemi di capacità di intendere o altre forme di devianza comportamentale con forme più o meno psicotiche, alterazione della realtà. Ecco, questa è una deriva pericolosa, molto pericolosa. Perché? Perché nell'atto aggressivo può esserci consapevolezza e quando c'è consapevolezza non c'è devianza, perché uno dei parametri con cui si dimostra questo, attenzione, i familiari però hanno bisogno di dire, anche per riuscire a governare il processo di giudizio della società verso se stessi, che l'atto è frutto di una malattia, perché se è frutto di una malattia la colpa è solo sua, non è colpa di tutto il tessuto familiare. È per quello che ci difendiamo dicendo sì, capisco, ma è una malattia, perché la malattia è sempre del singolo, quando è pandemica è della società, ma il più delle volte la malattia è il singolo. Infatti la società si preoccupa quando la malattia diventa contagiosa, però la malattia, la patologia psichica non è contagiosa e quindi la difesa è lui che è sbagliato, è lui che è malato, non è il tessuto familiare o la società che è deviata. Però qui la domanda che dobbiamo porci, se mi permettete, è che in una società deviata, vedendo i fenomeni che noi vogliamo, chi è colui che è sano? È colui che riesce a star fuori dal gruppo, dalla massa, colui che riesce a star fuori dai social, che però sembra l'anarchico. In realtà forse è la persona più sana, perché se tutti se la società è deviata, il sano è colui che sta fuori dal gruppo. Quindi non difendiamoci, come si vede in questi fenomeni, dicendo è frutto di una malattia psichica, tanto non mi contagia come famiglia. Se la causa fosse una malattia contagiosa non lo direbbero mai, perché altrimenti coinvolgerebbero la responsabilità diretta della famiglia. Invece, in realtà, nel momento in cui si sviluppano forme psichiche anche di carattere aggressivo, è difficile che il contesto familiare limitato o allargato sia totalmente escluso dall'azione. Solo in casi eccezionali è scollegato dall'azione. L'esempio che noi abbiamo visto nell'intervista che avete fatto passare è ovviamente il contesto familiare all'interno del quale matura l'atto aggressivo. Che sia il contesto familiare limitato, che è quello della famiglia di provenienza, di origine, o più allargato con i nonni, questo sarà da verificare. Però dire che lui era malato è un modo per difendere il tessuto della famiglia complessivamente. Mi sa che abbiamo bisogno sempre di più di operatori, perciò andiamo a vedere Telefono Amico come diventare operatore.
Allora, prima di commentare questo importante video, sentiamo Giusy. Ciao Giusy. Niente, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a riprenderla. Allora, Pederiva, come commentiamo questa ricerca di operatori, questo bisogno di avere operatori, perché veramente è un problema? Prego. Beh sì, come si vede dal video, l'operatore di telefono amico è una persona comune, una persona come me, come voi, è un impiegato, è uno studente, può essere un manager, può essere una poliziotta, può essere chiunque, può diventare un operatore di telefono amico se vuole effettivamente mettersi in gioco. Diventare operatore ovviamente è un percorso impegnativo, relativamente impegnativo, servono alcuni mesi di corso di formazione e poi un tirocinio prima di poter... Pederiva, voglio fare questa domanda, perché questi baby gang quando vengono presi non vengono indirizzati magari a fare, invece di portare a spasso il nonetto, la borsa della spesa, a fare questo ascolto, naturalmente prima preparandoli? Perché avremo dei numeri giovani che ascoltano e poi voi decidete se ascoltano o non ascoltano, perché se non ascolti bene poi la pena, sapete, bisogna anche comportarsi bene. Come mai non vengono indirizzati anche a questo che potrebbe aiutare molti? Sentiamo Giusy prima che era caduta la linea. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, posso cambiare discorso? Prego. Allora, ho letto stamattina sul computer che la ditta Iceberg ha ritirato nel mercato i prodotti dell'insalata con il batterio Listeria monocitogenes, cioè le feci nell'acqua, e hanno ritirato, bisogna stare attenti di non prendere le buste dell'Iceberg, dell'insalata. Vorrei dire che nell'acqua ci sono le feci, quelli magari che hanno innaffiato. Vi saluto. Allora, come sentite abbiamo anche le sentinelle a Sveglia Veneti che sono molto attenti a tutto e informano, perciò avete capito quello che ha detto Giusy. Grazie Giusy, prego Pederiva. Sì, stavamo dicendo, per fare l'operatore di telefono amico chiunque è il benvenuto. È un percorso che comunque una persona deve voler fare. Il corso è aperto a tutti quanti. Il corso sicuramente non... È molto difficile che siamo noi a sconsigliare a qualcuno di fare il corso per diventare operatore. Magari è un po' più difficile poi portarlo effettivamente a termine proficuamente e riuscire poi a diventare un operatore a tutti gli effetti. Inizieremo il nostro corso a Treviso a novembre, quindi chiunque vuole provare a fare questa attività di volontariato può mandare un'email a treviso@telefonoamico.it. Fate conto che in Italia siamo circa 600 operatori e nonostante siamo centinaia di operatori, spesso e volentieri durante la giornata ci sono in coda 2 o 3 telefonate alle quali non riusciamo a rispondere perché ce ne sono veramente, veramente tante, quindi da fare ce n'è tantissimo. Allora sentiamo come commenta Mirko Castellar queste parole, questa importanza di impiegare questi giovani in attività anche di volontariato e di sport, eppure come diceva ieri il dottor Borile, che è un giudice, purtroppo la legge non prevede, non obbliga che questi ragazzi possano fare sport. E allora dove andiamo a parare, dottor Castellar? Perché se la legge non prevede una cosa importantissima, perché sport vuol dire disciplina, regole, famiglia, divertimento. Delle volte c'è una discrasia tra la legge e la società. La legge arriva dopo dei fenomeni della società. Quello che è certo è che oggi noi abbiamo un problema di processo riabilitativo sul piano culturale di queste persone. Come li riempiamo nel vuoto che hanno? Dandogli un ulteriore senso di responsabilità con iniziative come quelle del telefono amico potrebbe essere, ma anche tante altre. Ma alla fine, se poi tornano in un tessuto di contesto sociale e familiare debilitante, avranno quella pausa di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi nel quale vedono fenomeni diversi, però rischiano di ritornare in una condizione completamente diversa. Io ho sempre sottolineato più volte che il tema della devianza, del problema psichico, non può essere affrontato solo e esclusivamente con la reclusione. Le carceri sono importanti, però le carceri non sono riabilitative sul piano mentale. A noi manca un luogo dove poter far andare
i malati che hanno problemi psichici, non ce l'abbiamo più. È stato riformato, è stato agganciato al sistema sanitario e quei luoghi non possono essere degli androni o dei filoni dei carceri classici, perché lì la logica è penale, non è riabilitativa, è riabilitativa ma non psichica, quindi abbiamo bisogno di luoghi completamente diversi. Una riflessione in termini di legge nazionale su una riapertura, riposizionamento, riflessione sui luoghi riabilitativi mentalmente dei soggetti che presentano situazioni gravi come queste. C'è un altro aspetto, se mi permette, che vorrei sottolineare. È stato detto da Pederiva una sorta di correlazione col periodo del Covid. Io dissi in quel periodo 2020-2021 che tenere ai 15enni, 13enni, 12enni dentro alle proprie stanze significava fare sviluppare la parte inferiore dell'encefalo umano, cioè il cervello rettileo che noi abbiamo, che è quello primordiale dentro nel cervelletto, dove si sviluppano 3: alimentazione, pulsione sessuale e aggressione. Se tu non riesci a mediare questi 3 aspetti, quando cresci, cioè 16, 17, 18 anni, hai conflitti, reagisci aggredendo. Quindi ci sono 2 grandi filoni di giovani oggi, se mi permette. Quelli che si rifugiano nella rete, che vivono la frustrazione e che vanno verso forme autolesionistiche, e quelli che dalla rete raccolgono aggressività e la sviluppano nella società. Ma l'origine è allora 4 anni fa, 5 anni fa. Abbiamo l'ultima telefonata di questa ora con questi 2 graditi ospiti. Anna da Vicenza, ciao Anna. Ciao Mirella, come stai? Bene? Grazie, grazie. Stai attenta, io sono impressionatissimo delle cose che state dicendo adesso, perché anch'io ho 2 nipoti e non so come comportarmi. Loro non parlano, stiamo sempre a litigare. Ma perché? Sono disperata io. Purtroppo Anna hai ragione. Penso proprio che i genitori dovrebbero parlare di più sì. con i loro ragazzi, è vero? Sì Anna. Hai proprio ragione, l'ho detto prima, non c'è niente, non c'è dialogo. Sì, l'ho ascoltato, sì. E ti ho chiamato per quello, perché proprio sono sola con loro 2 che non parlano, sono sempre al telefono. Sono disperata. Anna, poi magari se posso darti qualche numero di telefono per aiutarti, perché ti sento veramente preoccupata. Ecco, io veramente ringrazio Anna, devo chiudere assolutamente perché ho altri ospiti, non posso più andare avanti, perciò ringrazio sia il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, di essere stato con noi, grazie anche a Loris Pederiva, presidente telefono amico di Treviso, grazie veramente, riflettiamo tutti assieme e vediamo se riusciamo a mettere tutti assieme questa famosa goccia per aiutare veramente la comunità. Questo è quello che dobbiamo fare. Pubblicità. Altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Claudio Borgia, vice sindaco con deleghe a ecologia, ambiente, transizione ecologica, attuazione PAES, mobilità sostenibile, bandi e finanziamento Fratelli d'Italia, e non solo, perché anche è un referente molto importante di Fratelli d'Italia. Saluto anche Andrea Rudatis, istruttore di scherma storica. Solo che si sono dimenticati di mandare qualche foto, però lui vuole così, perché così a Sport Senza Barriere, vediamo la locandina domenica 15 settembre, ci sarà proprio la scherma storica, ecco, anche proprio per capire l'importanza. Pensate che a Treviso è l'attività più storica, la scherma, proprio ha degli anni incredibili, e vogliamo anche parlarne di questo. Però io vorrei iniziare proprio da Claudio Borgia. Borgia, cosa sta succedendo in politica? Gossip, problemi enormi, dobbiamo parlarne, ne parlano tutti. Io ho detto che sarei anche molto stanca, sa, veramente, di parlare di queste anche cose. Io, È noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni. Io che ho un banco solidale, le famiglie non riescono neanche più a sopravvivere con 2 stipendi, non ce la fanno. Ma è il caso proprio di parlare di questo, secondo lei, o anche questo fa parte appunto del sistema politica? Prego Borgia. Guardi, io penso che quando si rappresentino i cittadini e soprattutto si hanno dei ruoli di responsabilità,
si debba avere una certa, come dire, rettitudine, ed è per questo che tutti noi che abbiamo fatto la gavetta e quindi siamo partiti da fare i militanti, poi adesso gli amministratori locali, chissà un giorno, o i nostri, come dire, referenti politici, una su tutte per esempio il nostro onorevole Marina Marchettoli Prandi, che è l'essenza della rettitudine. Ci sono anche tantissimi buoni esempi, non sono tutti, anzi non siamo tutti uguali, è ovvio che dipende sempre da come uno approccia alla politica, approccia all'amministrazione dei territori. Noi cerchiamo sempre di avere rettitudine, moralità e cercare anche di essere d'aiuto e cercare di avere come ultimo fine sempre quello di risolvere i problemi della gente, ecco questo. Poi se altri invece appena hanno dei ruoli purtroppo cadono, come dire, in certe situazioni, vuol dire che insomma non erano preparati, forse non erano pronti a svolgere il ruolo in una certa maniera. È ovvio che poi in situazioni complicate si può come dire, perdere la retta via. Borgia, ecco. sa che io dico quello penso. Non è che si dovrebbe fare molta prevenzione prima di eleggere i ministri? Non è che si dovrebbe capire che ormai siamo stanchi, abbiamo bisogno, visto questo meraviglioso paese, proprio che ci chiamano il bel paese, che abbiamo bisogno di persone competenti e preparate? Ma no, ma guardi, il tema della competenza e della preparazione c'era tutto, cioè il ministro di cui insomma si sta discutendo era preparato, era competente, è stato anche direttore, se non ricordo male, di Rai 2. È ovvio però che durante il percorso purtroppo è scivolato in questa situazione, ma nulla toglie a quello che ha fatto e avrebbe potuto fare per la cultura. Dispiace per la situazione, ha fatto bene a dimettersi. Abbiamo Paola da Padova, poi continuiamo. Vai Paola. Sì, ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, ci sono tante cose che non capisco. Per esempio, perché i politici mi viene scoia da te che fa i fatti, che è di questo che abbiamo bisogno. Basta chiacchiere, basta tavole rotonde, con quelle non viviamo. Due domande al politico e vorrei fare come premessa i complimenti per questa manifestazione che fate domenica. Al politico due domande. Una, perché tutti i cosiddetti anziani, senza spendere una lira, non prendete le varie case di 700-800 metri quadrati che costano da mettere a posto, circa 200.000 euro nemmeno, le mettete a posto con altra manciata di soldi, poi fate tutti appartamentini per persone che ormai non possono più essere autonome, però non sono ancora da casa dei ricami, vi fate pagare un affitto, costo zero, è proprio la cattiva volontà che avete voi politici, cioè solo il potere e la sedia. Altra cosetta sempre al politico. Adesso, cioè il gran lusso di tante persone sole è quello di avere un cagnolino, preso il canile, così voi non avete più i costi del mantenimento, però i farmaci costano cose impossibili. In più avete messo anche 10 euro per ricetta, cioè ogni veterinario che fa una ricetta 10 euro che va a Roma. Volete proprio che li ammazziamo, che li abbandoniamo tutti, perché si sa che ormai non abbiamo neanche più la possibilità di mangiare, di vivere noi e di andare dal dottore noi, figuriamoci ci possiamo permettere un lusso. Ma in che mondo vivete politici? Andate a scuola della Mirella che avete solo da imparare per poter illuderci di tornare in un paese normale. Vi ringrazio tantissimo, vi saluto e grazie Mirella ancora. Paola, non sono io, lo sai, lo dico tutte le mattine, è che forse riesco a dire e a far vedere quello che vedo tutti i giorni, purtroppo, proprio perché vivo tra le persone e vedo quello che hanno bisogno, però la domanda è anche questa, forse bisogna
rivedere anche il terzo settore, Certo. bisogna rivedere, come dice Paola, le esigenze che hanno i diversamente giovani. Prima io ho avuto delle telefonate tutti i giorni, non solo questa mattina, di persone che non sanno, ammalate, che non sanno a chi rivolgersi. Adesso stiamo cercando con i medici di famiglia, col dottor Gorini e il dottor Fagian, di dare un elenco di associazioni di volontariato, ecco, dove i pazienti che arriveranno al medico di famiglia, in base alle esigenze che hanno, avranno il numero delle associazioni che possono essere aiutate. Ma lo devo fare io, Borgia, questo? Non paghiamo forse persone che dovrebbero fare questo? Cioè stiamo parlando di elenchi di associazioni che ci sono, che sanno dove siamo, chi siamo, eppure sentire il dottor Gorini che dice non ce li abbiamo questi elenchi. Perciò io mi sono ritrovato con questa persona dimessa dall'ospedale, sola, che aveva bisogno di fare la spesa, di prendere farmaci. Non sapeva a chi rivolgersi, ho chiamato io l'ospedale e ho detto lo riporto all'ospedale perché qua non c'è nessun aiuto. Cioè capisce che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, invece noi abbiamo bisogno di agire con queste persone che non possono aspettare che qualcuno pensi che ci sono anche loro? Sì, ma intanto insomma, ringrazio per le domande, ma non sono un politico, cioè io faccio l'amministratore locale, faccio il vice sindaco di Montebelluna, non vivo su Marte, vivo la realtà quotidiana del mio territorio e tra l'altro rispetto al tema sociale, lei sa che sono molto attento anche perché però posso parlare della mia realtà, che è quella montebellunese, dove abbiamo dei servizi sociali che funzionano. Io devo dire, quando ci sono queste difficoltà e me le sottopongono, la prima cosa che faccio è cercare di attivarmi con i nostri servizi sociali. Abbiamo una filiera, abbiamo tra l'altro Casa Roncato a Montebelluna, dove gli anziani vengono accolti, facciamo i caffè Alzheimer, facciamo insomma tantissime iniziative. Abbiamo i cittadini volontari a Montebelluna che sosteniamo con dei contributi che portano la spesa a casa in quelle famiglie insomma in difficoltà. Abbiamo i nostri servizi sociali, portano agli anziani della città di Montebelluna, come tante altre realtà, anche sostegno alimentare, anche rispetto anche a tutta una serie di servizi. Ecco, per cui dipende sempre dal territorio. È ovvio che io sono sempre a disposizione, anche in qualità di segretario provinciale di Fratelli d'Italia, per ascoltare e per cercare di raccogliere queste istanze. Noi abbiamo una filiera che va dal territorio, arriva a Roma e fino a Bruxelles, e quando è successo in passato di avere medici, di avere infermieri, di avere anziani che mi sottopongono delle problematiche, cerco ovviamente di essere utile. Ma il problema, ma il problema non è vivere a Montebelluna o a Treviso o essere fortunati di vivere in un certo territorio. Io, e l'ho detto anche ieri e non solo ieri, devo avere come diversamente giovane quello che mi aspetta di diritto. È inutile che ce la giriamo, i servizi sociali funzionano bene, io cerco di dare il massimo. Io ho bisogno di essere non il numero che appartiene a quel territorio, io devo essere quel numero che deve sapere, in base alle proprie esigenze, quello che mi aspetta di diritto. Allora io devo andare dal medico di famiglia, devo sapere dove posso appoggiarmi nel momento, come ha detto il dottor Gorini, che questo viene dimesso, magari ha avuto anche un grande intervento e ha bisogno di sostegno. Non può essere che questo dottore dice io ho dovuto chiamare l'ospedale perché non c'era nessuno che aiutava questa persona, era da sola. Capisce che lei rappresenta anche un partito importante, un partito che sta governando, perciò la domanda non è a Claudio Borgia che è referente di Montebelluna. Io parlo a Claudio Borgia, e la telefonata di Anna è molto chiara, a un referente politico che fa parte di un partito che sta governando l'Italia. Perciò chissà che una goccia uno, una goccia l'altro, arrivi anche alla Premier questa esigenza di capire che forse i servizi sociali vanno rivisti. Non può essere che i servizi sociali chiudono il venerdì alle 13 e queste persone sono in balia della sensibilità del sindaco, del vice sindaco. No, non può essere così. Come ci sono gli ristoranti aperti, gli alberghi aperti, le ULSS aperte, ci devono essere anche i servizi sociali aperti il sabato e la domenica. Però devo correre perché voglio conoscere anche Andrea
Rudatis, istruttore di scherma storica. Allora, Andrea Rudatis, ci spieghi cos'è questa scherma storica? Noi a Treviso abbiamo questa scherma che ha una storia veramente, prego. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, la scherma storica, io dico sempre, è una parola corta per dire una cosa molto lunga, nel senso che noi conosciamo, insomma anche con le recenti Olimpiadi abbiamo avuto modo di conoscere ancora di più quella scherma, chiamiamolo quello sport che si fa con una serie di attrezzi, di strumenti che vediamo anche le richiamano le immagini spade. di scherma, così parliamo, ma non è questa. Esatto, questa è quella che noi in mancanza di altro abbiamo questo. Esatto, è sempre più difficile definirla, capire se chiamarla olimpica, se chiamarla agonistica, se chiamarla moderna. Comunque quella che vediamo alle Olimpiadi è una cosa, però non è una cosa ovviamente nata con lo sport. Perché il combattimento con la spada è qualcosa che risale alla notte dei tempi. Per cui da parecchi anni ormai c'è un movimento un po' trasversale, quindi che prende la Federazione Italiana Scherma, ma anche tutta una serie di altre realtà, che si è chiesta: ma perché non possiamo provare a recuperare quello che erano le radici dei nostri sistemi di combattimento, quello che era la radice della scherma, quello che era l'origine di questa disciplina. E un po' alla volta è nata questa scherma storica, chiamiamola, che per l'appunto è questo, è la ricostruzione delle tecniche di combattimento essenzialmente con la spada, poi c'è anche molto altro, che si usavano in Europa a partire più o meno dal 1300 d.C., dal XIV che curiosi secolo. Che siamo di vederla domenica, sta scherma domenica storica. si potrà vedere qualcosa, ecco, ovviamente viene un po' riadattata, ci sono tanti modi, ecco, io ritengo che l'inclusività sia un tratto tipico, visto che l'evento di domenica parla proprio di inclusività, è un tratto secondo me molto tipico della scherma storica, proprio perché essendo una disciplina che in qualche modo è ancora in fieri ed è veramente molto ricca, perché abbiamo 7 secoli di storia fondamentalmente in cui scavare e c'è davvero di tutto, e veramente può essere interpretata in tanti modi diversi, può essere vissuta in tanti modi diversi, e questo apre la possibilità a tante persone di farlo. Quindi la scherma di per sé è una disciplina sportiva estremamente tecnica, infatti è difficile trovare il prodigio bambino nella scherma, gli atleti maturano un po' più tardi. E ecco, nella scherma storica c'è veramente la possibilità di approcciarsi in tanti modi, quindi un diversamente giovane. Chi si approccia alla scherma storica? Che età hanno e chi sono queste persone, Rudatis? Beh, è un'ottima domanda. Diciamo che in linea di massima abbiamo soprattutto persone appassionate di storia, ci sono una serie di persone anche appassionate di fantasy, di quello che vediamo nei film, che poi di solito scoprono che quello che abbiamo capito studiando questa disciplina è che nei film non si vede come si combatteva effettivamente, è una cosa completamente diversa. Ci sono atleti che magari hanno fatto la loro carriera nella scherma sportiva e decidono di avere un approccio che sia un po' differente. Diciamo c'è un po' di tutto. In questo momento in palestra abbiamo un range di età abbastanza ampio, per cui il più giovane dovrebbe avere sui 19 anni e il più anziano sono io, ovviamente, che è tanto tempo che la faccio e che ne ho 50. Diversamente giovane, non anziano, Rudatis, è un'altra cosa, sono diversamente giovane, però c'è spazio per diversamente giovani, c'è spazio un po' per tutti, proprio perché, ecco, mentre nello sport inteso nella sua versione più pura, più semplice, probabilmente l'esito finale è sempre la competizione, cioè alla fine uno fa la scherma che vediamo alle Olimpiadi perché vuole fare le gare, in qualche modo vuole andare anche a gareggiare e imporsi. La scherma storica, come disse un mio collega austriaco una volta, secondo me ha dato una definizione molto molto bella, la scherma storica ha a che fare col combattimento. Il combattimento è una cosa molto umana, quindi ci affascina molto perché è una cosa che vogliamo comprendere, però non vogliamo farla sul serio, perché un combattimento è una situazione in cui due si incontrano, uno va via e l'altro no, e questo non è una cosa che noi vogliamo fare, però vogliamo capirla, e per capirla ci sono tanti modi. Mentre nello sport in generale il modo è fondamentalmente la competizione, nella scherma storica ci sono grossi spazi per il gioco, ci sono grossi spazi per anche quella che potremmo chiamare una forma di danza, di coreografia, ci sono grossi spazi anche
si stanno aprendo man mano che riusciamo ad avere delle regole condivise, riusciamo ad avere delle attrezzature anche adeguate, degli spazi anche per la competizione. Quindi è uno spazio in cui una persona può arrivare, può trovare la sua dimensione per viverla, e la sua dimensione per viverla dà un contributo a tutta la comunità. E io credo che inclusività sia soprattutto questo, non solo ok, lo puoi fare anche tu, certo, ma il fatto che tu lo faccia dà un contributo a tutti gli altri. E questo, allora, questo si riesce a farlo. C'è una bella domanda per Claudio Borgia. Allora, competizione. Noi ci avviciniamo alle elezioni provinciali, sì, abbiamo sentito la competizione. Allora, si andrà di spada o di fioretto a queste elezioni? Perché Borgia dovrà fare questo combattimento, perché sarà un combattimento, certo, anche perché andate tutti divisi, perciò certo, c'è un'armonia incredibile. Ecco, perciò magari domenica si viene a provare magari questa scherma storica, così si prepara, ecco, a questa competizione. Poi ci saranno le regionali nel 2025, certo, altra importante competizione. Com'è questo percorso? Lei è giovane, come giustamente ce la sta mettendo tutta, i voti che ha preso fa capire anche quanto è vicino alle persone, perché non è che il voto nasca a caso, specialmente certo, in certe competizioni. Ecco, come sarà il percorso? Perché poi saremo anche noi in futuro chiamati a votare finalmente, dico io, queste elezioni provinciali che ci hanno eliminato completamente, e lo trovo sconvolgente, ma non importa, andiamo avanti. Prego, Borgia. Guardi, io solitamente sono una colomba e gioco di fioretto e mi è riconosciuto. Nel momento in cui però i miei avversari, i miei alleati smettono di giocare con il fioretto e utilizzano la spada, di conseguenza io mi adeguo, e quindi è una competizione elettorale, ognuno corre per conto proprio. È ovvio che noi da prima forza politica nazionale dobbiamo sempre cercare di tenere unito il centrodestra e fare da collante. Questa volta non ci siamo riusciti, non per volere nostro, è una competizione, correremo per cercare di vincere, per fare un ottimo risultato, per riuscire a esprimere come dire, il nostro radicamento sul territorio, che si tramuta in consiglieri provinciali eletti, e il 29 settembre insomma sapremo il risultato. È ovvio che questo è sicuramente come dire, un punto nel percorso che ci porterà alle regionali. Regionali che spero vivamente, come sicuramente sarà, di vedere il centrodestra tutto unito e quindi non diviso come questa volta, come ha voluto qualcuno, e io cercherò sempre di lavorare perché rimanga unito, perché la gente ci vota, intanto perché diamo solitamente dimostrazione di essere uniti e solidi, secondo perché esprimiamo buoni amministratori, e terzo perché il buon governo del centrodestra è riconosciuto soprattutto qui in provincia di Treviso e in Veneto, perché è il governo del fare. Ecco, il candidato presidente è come dire, un tema che non ci appassiona perché mancano appunto 400 giorni, lo vedremo alla fine e lo si sceglierà in base a chi potrà rappresentare meglio il sostegno di tutto il popolo veneto, però da qui a quella data noi di Fratelli d'Italia continueremo a lavorare sui territori, cercando di coinvolgere più sindaci possibili, più assessori, più consiglieri comunali, per cercare appunto di riuscire a migliorare la qualità di vita dei cittadini, perché qualcuno ogni tanto se lo dimentica, qualcuno pensa di giocare a risico e di mettere le bandierine. Invece io che faccio l'amministratore locale, e per fare l'amministratore locale c'è bisogno dei voti, ricordo che per avere qualcuno che ti vota devi essere in gamba, bravo, preparato e soprattutto risolvere i problemi e migliorare la qualità appunto di vita dei cittadini, ed è quello l'obiettivo finale che dovremmo avere tutti, invece di pensare a, come dire, guerriglie che non portano mai a niente. Dovremmo tutti insieme pensare a cosa è bene per i cittadini e soprattutto quali sono le ricette, perché come stiamo vedendo, come sentiamo gli ospiti, i cittadini non sono giustamente mai contenti, perché bisogna sempre fare di più. Però ci tengo a ribadire che questo sul tema della terza età è il governo che ha speso più in sanità, è il governo che ha aumentato le pensioni minime, e quindi anche sul tema della terza età
stiamo lavorando. È ovvio che bisogna sempre cercare di fare meglio e questo è chiaro a tutti quanti. Però io conosco personalmente Giorgia Meloni non da oggi, da 20 anni, da quando era la mia presidente nazionale del Movimento Giovanile di Alleanza Nazionale. So che lei ha come unico obiettivo questo, quello di cercare di risolvere i problemi dei cittadini, cercare di avere, come dire, come fulcro della propria azione politica il miglioramento della loro qualità di vita. È questo quello che io ribadisco come fosse un mantra, perché la conosco, cioè ho avuto modo di confrontarmi. Lei è partita a fare l'amministratore locale, faceva il consigliere provinciale a Roma, ha preso i voti, si è sempre, come dire, impegnata e come ultima finalità ha sempre avuto come dire, questo, e quindi è quello che ha insegnato a tutti noi, giovani amministratori, meno giovani, chi comunque sia, si è sempre distinto per cercare di dare una mano al prossimo. Allora c'è la questione europea, conflitto, lei come la vede Borgia? Perché lei è un referente provinciale importante, ha contatti e forse l'abbiamo invitata anche per questo, per capire, perché c'è un punto di domanda molto grande. Fratelli d'Italia, la Premier non ha votato la von der Leyen e qualcuno se l'è legata al dito, e quando qualcuno si lega al dito qualcosa prima o dopo esce la vendetta. La vendetta che può far male molto anche a questo paese che ha poche risorse, perché se non arrivavano i fondi del PNRR non è che stessimo proprio bene, anche se qualcuno dice no, l'Europa non vedo, però tutti erano veramente lavoravano per prendere questi soldi con questi progetti, perché abbiamo anche delle menti che creano dei progetti veramente importanti, però si fa sempre fatica, e questo cittadino, forse Borgia, io invito voi politici per questo, è sempre poco informato, non c'è trasparenza su quello che si fa, su quello che viene impiegato, quali sono le priorità. Ecco, questo cittadino deve inventarsene una al momento, perché non sa, non conosce, ma sono soldi suoi. Noi paghiamo questi parlamentari, noi paghiamo queste persone che avrebbero diritto di fare più informazione e più trasparenza. Cosa dice Borgia? Guardi, io credo che Giorgia Meloni abbia scelto per coerenza la posizione, insomma, che era giusto tenere anche in merito alla von der Leyen. Non possiamo, e non lo abbiamo mai fatto, e la dimostrazione è che siamo arrivati al governo del paese, non possiamo governare con determinati come dire, esponenti della sinistra, nel senso che noi non siamo nella maniera più assoluta disponibili a fare una cozzaglia, e quindi coerentemente in Europa non avevamo i numeri per avere una maggioranza di centrodestra, siamo all'opposizione. Però questa è la dimostrazione della coerenza, è la dimostrazione del fatto che Giorgia Meloni non è ricattabile né in Italia, tantomeno in Europa. Adesso sta facendo una battaglia di principio, di merito, perché il prossimo commissario sia e abbia un ruolo centrale all'interno appunto della Commissione europea. Il nome che si sta facendo è appunto quello di Fitto, è un nome comunque sia di qualità, è ministro oggi ed è quello che ha tessuto ovviamente il lavoro in Europa con i vertici europei. Ricordo che è stato, mi pare, il più giovane presidente della regione Puglia e nell'arco del tempo ha dimostrato valore, e sicuramente se Giorgia Meloni ha scelto Raffaele Fitto sicuramente riuscirà a dimostrare ancora una volta di essere preparato, di portare come dire, risultati all'Italia. Adesso si sta trattando, si sta discutendo, ci vorrà del tempo, ma sicuramente sono sicuro che il prossimo commissario avrà insomma delle deleghe importanti, un ruolo fondamentale. Ricordo per esempio, e questo io lo so che torno sempre sul mio di territorio, però per far capire che insomma come dire, non siamo lì a pesar peri, ma come dire, appunto, alziamo le maniche della camicia e ci diamo da fare. Montebelluna è la terza città della provincia di Treviso, una delle prime in Regione Veneto ad aver ricevuto più fondi del PNRR, quasi, anzi più di 15 milioni, che è un risultato importante, significa trasformare la città, mettere in atto, insomma, questo lavoro non è stato semplice. Ho avuto la fortuna di avere la delega ai bandi e finanziamenti e con il sindaco siamo riusciti a portare questo grande risultato. 15 milioni, insomma, sul territorio sono investimenti importanti. Si vedono. Abbiamo Filippo da Padova. Ciao Filippo. Pronto?
Pronto? Sì, prego. Posso parlare? Sì, prego. Buongiorno. Filippo, allora, parla. io volevo dire una cosa, tutto quello che state dicendo adesso, i problemi che state elencando. Pronto, mi sente? Sì, parla pure al telefono tranquillamente senza ascoltare la televisione, parla. Ah sì, allora io dicevo solo che praticamente tutti i problemi che state elencando voi praticamente sono costruiti, sono fatti esattamente dal governo, capito? Inutile che voi chiamate e dite sveglia Veneti, perché parlando solo del PNRR stanno facendo lavori tutti che non contano assolutamente niente, quelli che le strade sarebbero da fare, cioè alcune strade stanno facendo dei lavori proprio che non costano niente. Pertanto il problema che diceva lì il vice sindaco che la Meloni ha detto di sua bocca, va fatto quello che va fatto anche se non dovessi essere rieletta. Allora, cosa vuol dire va fatto quello che va fatto? Vuol dire che riceve ordini dall'alto, c'è il nuovo ordine mondiale. Adesso io mi sposto un po' troppo, che magari voi vi dà fastidio, perché voi prendete i problemi a valle, ma i problemi a monte è dovuto in tutto il mondo questo. Come assolutamente no, è così. Allora, praticamente, poi chiudo, il problema più grande che abbiamo adesso sono le vaccinazioni. Avete capito? Pertanto la signora Mirella, 3 anni fa, 4, che ho detto che il Covid, io ho telefonato e ho detto che il Covid non esiste, mi ha sbattuto giù il telefono dicendo che non è vero cosa sta dicendo. Adesso noi stiamo pagando tutti i problemi che ha creato il Covid, cioè il Covid, i vaccini del Covid, e degli ospedali sono consapevoli di aver ammazzato molte persone con le vaccinazioni e tutto sta continuando. La crisi è voluta. Poi voi non parlate mai delle scie chimiche, che adesso dobbiamo fare una trasmissione lunga 3 ore. No, che poi sono in chiusura, perciò non è che sia cattiva, ma ti ho lasciato parlare e abbiamo capito quello che hai detto e abbiamo capito anche l'altra volta. A un certo punto devo chiudere, perché non è che potete dare delle informazioni continue, perché ci sono anche altri che devono parlare, ma penso che se hai detto quello che hai detto vuol dire che ti ho lasciato parlare, Filippo. Detto questo, continuiamo. Borgia, la politica, tanti problemi, tanti temi favorevoli, contrari. Il problema è che bisogna guardare anche la realtà e la salute dei cittadini in primo luogo. Prego. Assolutamente. Beh, intanto non c'è solo l'azione amministrativa, l'azione di governo, ma soprattutto oltre a questo ci sono tantissime associazioni di volontariato, ci sono tantissimi volontari, ci sono tantissime associazioni sportive che sostengono, aiutano le famiglie in difficoltà, perché io ho la fortuna anche di relazionarmi con loro e danno l'opportunità a tanti ragazzi che non potrebbero permetterselo, e per quello vi ringrazio, lei e a nome ovviamente di tutti quanti, per il lavoro che state facendo. Lo fanno e lo fanno perché credono nei valori dello sport, perché credono nello sport, perché credono che attraverso anche le varie discipline si possa, come dire, diventare degli adulti migliori e dei ragazzi con un futuro migliore. Ci tengo in particolar modo a ringraziare te, che sei straordinaria, e ci tengo ad invitare tutti a questa bellissima iniziativa che si terrà appunto domenica 15 Sì, ce settembre. l'abbiamo la locandina, ecco, Borgia, perfetto. tranquillo. Ecco, visto che è una iniziativa, come dire, importante, lo sport senza barriere, ed è quello che insomma dovrebbero fare tutti e cercare insomma di lavorare a questo. Allora, quello che vorrei chiedere a Andrea Rudatis per salutarci e per chiudere, quanto importante è la informazione, la trasparenza. Io dico sempre: ascoltate e poi prendete le vostre decisioni. Ecco, quanto importante è ascoltare voi che state cercando di fare il possibile per far capire che lo sport è fondamentale nella vita di una persona. Prego, Rudatis. L'ascolto ovviamente è sempre importante ed è la base di qualsiasi relazione, non solo di quella sportiva, per cui ecco, forse è una delle cose che ci insegna lo sport, e che è quello di
porsi in una posizione di ascolto, di accettare quello che ci viene detto e anche di provare. Poi, se mi è concesso un aneddoto proprio tratto dallo studio delle fonti della scherma storica, è un problema che i maestri antichi avevano fin dall'origine. Infatti uno dei primi scrittori che scrive appunto all'inizio del 1500 dice: ti troverai sicuramente con qualcuno che prende 2 lezioni da te, poi si sente un maestro e comincia a insegnare agli altri. E lui dice: se uno fa questa cosa, tu insegnagli delle cose sbagliate, in modo tale che lui si troverà in difficoltà, e nel momento in cui lui ti chiederà ma com'è che questa cosa non funziona, gli dirai: ma io non posso mica insegnare a uno che è maestro. Per cui ecco, diciamo rispondendo anche alla telefonata che abbiamo ricevuto. Diciamo, al di là dell'aspetto delle opinioni della telefonata, però sì, nello sport io credo che è una delle situazioni in cui, grazie a quella semplificazione della complessità della vita che è costitutiva dello sport, c'è la possibilità di dire: ascoltami, perché se tu mi ascolti avrai dei risultati, e se invece vuoi fare di testa tua è meno probabile che tu li abbia. Ma è l'interpretazione a volte anche di quello che si sente, quello che si fa. Cioè, quando uno dice: ma non vorrei per tornare ma per spiegare, la Mirella ha buttato giù il telefono, intanto non ho il telefono, prima roba, non ce l'ho. Secondo, c'è una squadra che lavora, ci sono dei tempi da rispettare. Ecco, se ognuno la interpreta a modo suo, non ne vai più fuori. Io devo avere una linea, devo lasciare parlare un po' tutti nella maniera giusta, chi più, chi meno, ma grosso modo. Il problema è che siamo diventati tutti tuttologi, tutti sanno tutto. Allora io mi domando se uno sta male, se sa tutto perché va dal medico, perché prende le medicine. Giusto. Ecco, io mi domando questo, allora fai a meno di andare dal medico, fai a meno di prendere le medicine se non ci credi. Ma questo vale anche per la scuola. Bisogna capire e credere in una scuola, capire cos'è il mondo dello sport, ma ci vuole un'informazione corretta, un'informazione trasparente, così dovrebbe fare la politica. Come chiudiamo, Borgia, proprio per chiudere? Guardi, ha ragione. Per chiudere, diciamo che la politica dovrebbe più, come dire, prendere dallo sport e dai sani principi dello sport. Forse tutti noi dovremmo fare, come dire, più sport, io per primo, vista la mole, ma non solo per il benessere fisico e mentale, ma soprattutto per imparare i sacri valori dello sport. Rudatis, come salutiamo? Salutiamo invitando nuovamente tutti il 15 di settembre, perché noi siamo storici e quindi, essendo storici, non abbiamo la fotografia che non era ancora stata inventata, e ringraziando tutti e sperando che quello che facciamo, ognuno come amministratori locali, come diffusori di informazione, come istruttori di pratiche sportive, possa contribuire a far star meglio tutti quanti. Ogni goccia aiuta a migliorare la vita di tutti. Grazie a Claudio Borgia, vice sindaco con deleghe in tantissimi, ma veramente tantissimi. Diciamo grazie tutte. A Andrea Rudatis, istruttore di scherma storica, e anche a Claudio Borgia, invece referente politico per Fratelli d'Italia. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Coniglio all'Ischitana con bucatini. L'antico nome dell'isola d'Ischia è Pitecusa o Pitecuse. Questi nomi sono greci perché i greci furono nell'VIII secolo a.C. i primi colonizzatori dell'isola. Ischia ha un'origine vulcanica e sull'isola si trovano oggi più di 40 crateri. Alcuni crateri sono ancora oggi ben individuati. A questi vulcani Ischia deve la sua ricchezza di sorgenti di acque termali. Ingredienti per 4 persone. Un coniglio di media piccola pezzatura tagliato a pezzi. 200 g di bucatini. Una testa di aglio intera. 500 g di pomodorini. Un ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino rosso, peperoncino, sale.
mettete in una pentola abbondante olio, il coniglio e la testa di aglio intera, privata solo delle foglie più esterne. Fate rosolare con cura, girando di tanto in tanto. Quando tutti i pezzi saranno rosolati, sfumate con il vino e lasciate evaporare. Aggiungete i pomodorini e il ciuffo di prezzemolo. Regolate di sale. Continuate la cottura con coperchio e aggiungete altro vino, allungato con un po' di acqua, se necessario. A fine cottura, quando quasi tutto il sugo sarà abbastanza ristretto, aggiungete il peperoncino. E nel frattempo cuocete i bucatini in acqua bollente salata. Quando saranno al dente, scolateli, conditeli con il sugo dell'intingolo. Servite i pezzi di coniglio con una forchettata di bucatini e buon appetito!